Buonasera a tutti e benvenuti al terzo appuntamento del Sardinia Tourism Call to Action. Parliamo anche oggi di turismo, abbiamo un orizzonte importante, un orizzonte sfidante, parliamo del turismo da qui al 2034. Lo abbiamo fatto già stamattina con le masterclass, avremo poi un piccolo riepilogo del professor Antonio Usai, avremo poi degli ospiti molto interessanti. Abbiamo, tanto per iniziare, il dottor Fabio Gallo, che vedete qui al mio fianco, CFO di Sogeal, amico, collega, persona super esperta di turismo, che ci racconterà, ci darà un po' di dati e farà un po' di chiarezza anche su quelli che sono gli aspetti salienti di questa stagione. Dopo questo panel avremo il piacere di avere con noi Marcello Fois, scrittore, commediografo, sceneggiatore. E poi andremo avanti con i panel, avremo il professore Iarc, avremo Gianmario Pileri, avremo il professor Fancello, Robert Piattelli, Pierluigi Rubattu, e ovviamente non posso citarli tutti, ma non posso non citare Nevina Satta, il capo, la capa, anzi non so come vorrà essere definita, ce lo dirà lei poi, della Sardinia Film Commission, che è, insomma, è un po' il fiore all'occhiello di questo nostro sviluppo in termini di produzioni cinematografiche, ci racconterà un pochino quali sono i progetti attuali e futuri. Prima di tutto però ancora i ringraziamenti al nostro service, naturalmente a tutti i colleghi che si sono prodigati, a Manuela Fiori. Direi che possiamo iniziare. Scusate, una cosa importante, un grande ringraziamento a Bacchisio Bandino. Stamattina abbiamo avuto il piacere, doveva fare un piccolo intervento che era la presentazione del suo nuovo libro Turismo Lento. Invece abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, un bellissimo dialogo con Bacchisio Bandino. È stato non solo istruttivo, è stata una grande lezione. Antonio Usai l'ha chiamata una Lectio Magistralis e a tutti gli effetti è stato così. È stato un grande piacere averlo con noi e speriamo di poterlo avere ancora in futuro con noi. Bando alle ciance, Fabio, siamo a novembre, è stata una stagione impegnativa, sempre molto congestionata, sempre molto dura per gli operatori, però direi che abbiamo degli ottimi risultati. Ciao Lucio, sì, grazie per avermi invitato. Sì, beh, innanzitutto penso che per iniziare a parlare di turismo per i prossimi 10 anni sia fondamentale anche cercare di inquadrare prima il momento storico in cui siamo oggi e capire e analizzare un attimo il traffico che abbiamo riscontrato soprattutto sui scali del Nord Sardegna durante quest'anno. Quest'anno è stato un anno di consolidamento dopo il 2022 che è stato il primo anno dopo il Covid. Vorrei ricordare che nel 2019, che era l'esercizio pre-Covid, negli aeroporti del Nord Sardegna riscontravamo un traffico di circa 4 milioni di passeggeri. Questi 4 milioni di passeggeri erano 2,8 milioni sull'aeroporto di Olbia e 1,2 sull'aeroporto di Alghero. Cosa è successo dopo il Covid? Dopo il Covid abbiamo visto un repentino incremento del traffico addirittura rispetto ai dati del 2019. Per noi operatori è stato addirittura un incremento inaspettato quello che si è riscontrato nel 2022, tanto che in termini di recupero del traffico di passeggeri sia l'aeroporto di Alghero che l'aeroporto di Olbia si sono attestati ai primi posti a livello nazionale per recupero del traffico rispetto ad altri scali che invece addirittura quest'anno, nel 2023, ancora non hanno raggiunto i livelli pre-Covid. Cosa è successo lo scorso anno? È successo che le compagnie hanno incrementato l'offerta sui nostri scali del Nord Sardegna addirittura del 30% rispetto ai dati del 2019. Il traffico che abbiamo registrato lo scorso anno rispetto al 2019 è stato del 10%. Questo cosa significa? Che a fronte di un incremento dell'offerta del 30%, solamente un incremento del 10% è per noi certamente positivo, ma per le compagnie aeree lo è stato relativamente. E questo è un concetto che vorrei che teneste un attimo a mente, che magari lo riprendiamo fra qualche minuto. Veniamo ora al 2023. Perché il 2023 è stato per noi estremamente positivo? Perché a fronte di questo tasso di riempimento degli aeromobili che le compagnie aeree inferiore rispetto alle aspettative che le compagnie aeree hanno riscontrato nel corso del 2022, nel 2023 hanno razionalizzato il numero di voli. Cosa è successo però nel 2023? Che gli scali hanno perfettamente tenuto, sia quello di Alghero che quello di Olbia. Tanto che il livello di traffico che abbiamo riscontrato nel 2023 è assolutamente in linea con quello che è stato quello del 2022 per quanto riguarda l'aeroporto di Alghero, quindi a fronte di 1,2 milioni del 2019, 1,37 milioni sia nel 2022 che nel 2023, a fronte di un numero di movimenti
più basso, quindi miglior tasso di riempimento degli aeromobili, maggiore soddisfazione anche da parte delle compagnie aeree, e addirittura il fenomeno è amplificato e addirittura migliorativo per quanto riguarda Olbia, dove a fronte di una riduzione del numero di movimenti si è addirittura verificato un incremento del numero dei passeggeri. Quindi Olbia, per esempio, 3 milioni di passeggeri, parlo del periodo gennaio-ottobre, scusatemi, nel 2022, che diventano 3,1 milioni nel 2023. Quindi questi dati noi ci aspettavamo, e lo dicevamo già l'anno scorso, una stagione di consolidamento come il 2023, ed effettivamente questo è quello che è successo, perché il grande recupero in termini di traffico di passeggeri post-Covid il Nord Sardegna l'ha già avuto nel corso dell'anno scorso. Ora, dicevo poc'anzi che aver ripreso il discorso dell'incremento del numero dell'offerta che abbiamo riscontrato l'anno scorso, 30%, a fronte dell'incremento del solo 10% del numero di passeggeri. Significa che le compagnie aeree hanno fatto immediatamente post-Covid un investimento importante sulla Sardegna e non hanno, soprattutto in certi periodi dell'anno, riscontrato i risultati che si aspettavano. Manco a dirlo quali sono i periodi dell'anno in cui non hanno riscontrato i risultati che si aspettavano. La stagione di spalla, quindi parliamo dei mesi aprile, maggio e settembre-ottobre. E qui vorrei introdurre quello che secondo me è la sfida che va vinta nel corso del prossimo decennio per quello che è la Sardegna, e che è la destagionalizzazione. Si parla tantissimo da tantissimo tempo, da quando io sono qua in Sardegna, si parla sempre di destagionalizzazione. E si pensa però, dal mio punto di vista un po' troppo spesso, che questo fenomeno possa essere risolto un po' così come per magia, con delle semplici attività che possano essere magari innovative, che possano essere messe sul campo, e così da un anno all'altro troviamo le compagnie aeree disposte a lanciare un ventaglio di offerta importantissima durante il periodo invernale. Non è così, non è così. Ricordo poi una cosa banale, magari per noi che siamo operatori aeroportuali, non lo è per tutti. Spesso si sente parlare di l'aeroporto perché non mette i voli durante il periodo invernale? Beh, perché l'aeroporto ne mette, ne toglie voli. Noi possiamo cercare di stimolare il traffico, ma le compagnie aeree valutano se e quando iniziare o interrompere la loro attività volativa sulla base di quella che è innanzitutto l'offerta che un territorio può garantire in determinati periodi dell'anno, perché sulla base di quella che è l'offerta che un territorio garantisce si viene o meno stimolata la domanda. Quindi quando poi in effetti le compagnie aeree si rendono conto che le prenotazioni iniziano a scendere, che cosa succede? Che diminuiscono i voli. Allora, voglio dire questo, che dal mio punto di vista la destagionalizzazione, che ripeto è una sfida, la principale sfida che va vinta nei prossimi 10 anni, dal mio punto di vista è una sfida che si vince a piccoli passi. In questo senso io ritengo che qualcosa, magari non è stato sufficiente, però stiamo comunque lavorando con iniziative per esempio come questa, dove cerchiamo di mettere sempre più spesso a contatto gli operatori turistici, gli albergatori, i ristoratori con le compagnie di gestione aeroportuale, per cercare di mettere un po' tutte le idee a fattor comune per fare qualche piccolo passo avanti. Io vorrei citare anche in questo caso alcuni numeri che magari riguardano solamente il mese di ottobre, per far capire che qualcosina è stato fatto dal pre-Covid a oggi. Faccio questo esempio. Nell'ottobre del 2019 l'aeroporto di Olbia contava 200.000 passeggeri, quest'anno ne ha contati 230.000, c'è un 15% di miglioramento. Alghero 110.000 nel 2019, quest'anno 130.000, più 20%. Ora è chiaro che con numeri più piccoli Alghero vanta una percentuale di incremento più importante, però anche se il numero è più esiguo. Però stiamo parlando comunque di circa 50.000, 60.000 passeggeri in più nel solo mese di ottobre rispetto a quello che era il pre-Covid. Qualcosina in più si sta cercando di fare. È evidente che, lo ripeto, le compagnie aeree noi possiamo lato nostro stimolarle, ma ciò che stimola di più le compagnie aeree è quando il territorio ha un'offerta ampia che può stimolare la domanda e quindi far alzare e mantenere alto il livello di prenotazioni anche in un determinato periodo. Concludo dicendo che
a piccoli passi. Io intendo anche che secondo me, per quanto riguarda la Sardegna, sarebbe molto importante riuscire, prima di parlare in grande, di cercare di sfruttare dicembre, gennaio, febbraio, che sono mesi tipicamente difficili per il turismo nella nostra isola, che comunque già riuscire ad utilizzare appieno mesi come ottobre o come novembre, dove stiamo vedendo delle giornate favolose, sarebbe importante. Quindi la destagionalizzazione, ok, va fatta a piccoli passi e cercando di estendere la stagione sempre di più. E ritengo che iniziative come queste, per cui ancora ti ringrazio, sono assolutamente importanti, perché ogni volta ne parliamo tutti insieme e facciamo un piccolo passo in avanti che possa portarci a vincere questa sfida. Fabio, confermami un'altra cosa. Noi, hai detto giustamente, abbiamo recuperato il 2019, siamo stati velocissimi. Già l'anno scorso l'aeroporto di Olbia e l'aeroporto di Alghero hanno avuto ottimi numeri. Non tutti in Italia hanno avuto questo incremento, quindi questo bisogna dirlo. No, no, assolutamente. Come dicevo prima, in termini di recupero del traffico post-Covid, sia l'aeroporto di Alghero che l'aeroporto di Olbia si sono posizionati ai primi posti a livello nazionale. Allora, quindi è assolutamente, certamente il territorio ha favorito, diverse condizioni hanno favorito. Perché dico il territorio? Perché l'anno scorso le compagnie aeree hanno cercato di posizionare laddove possibile i loro aeroplani su destinazioni facili. Per facili intendo voli che potessero raggiungere destinazioni turistiche belle e con dei voli che potessero essere di una distanza non superiore all'ora e mezza di volo. Quindi la Sardegna certamente era la destinazione più ambita da tutti, ecco. Perché poi c'è stata una razionalizzazione dei voli. Ricordiamoci che anche l'anno scorso è stata una stagione in cui anche gli italiani hanno preferito volare per di più sul territorio nazionale piuttosto che andare all'estero, quindi era normale che noi ci trovassimo quest'anno in una condizione di un minor numero di voli. Però qual è appunto il dato confortante, come dicevo prima? Che nonostante la razionalizzazione dei voli, quindi la diminuzione delle frequenze complessive del numero di movimenti riscontrati dai due scali, il traffico passeggeri è rimasto costante ad Alghero e addirittura cresciuto a Olbia. Quindi questo significa che, come dicevo prima, gli aerei hanno volato con un tasso di riempimento superiore e migliore, e comunque sia sono state più soddisfatte. Aggiungo che forse quest'anno hanno anche un filino alzato quello che si chiama yield rate, perché comunque hanno trovato una grande domanda per la Sardegna durante il periodo estivo, che ha permesso loro di alzare il prezzo dei voli anche un filino troppo, e sappiamo anche di alcune polemiche che si sono innescate durante il periodo estivo. Però questo è un qualcosa che purtroppo sta al di fuori di quelle che sono le nostre Ti chiedo possibilità di una controllo. battuta finale sul 2024. Cosa possiamo dire? Cerchiamo di consolidare questi numeri, cerchiamo di fare qualcosina in più. Ma allora, Cosa certamente, possiamo dire agli operatori? certamente per quanto ci riguarda, la stagione quest'anno andrà un pochino per le lunghe nella definizione della stagione estiva 2024, però certamente i dati confortanti ci mettono in una posizione, non voglio dire di forza, ma un pochino più di forza rispetto agli anni scorsi, perché possiamo garantire alle compagnie aeree un dato che è quello che il tasso di riempimento è stato migliore, uno yield rate molto alto, le compagnie hanno guadagnato molto bene durante l'estate qui in Sardegna, e quindi il nostro obiettivo non è solo quello anche l'anno prossimo di consolidare, ma soprattutto di crescere. Una crescita che però, ripeto, dal nostro punto di vista deve essere e deve avvenire anche nelle stagioni di spalla, perché nel periodo centrale, che quindi sto parlando l'ultima settimana di giugno, luglio, agosto e la prima settimana di settembre, siamo veramente soddisfatti e quasi al completo. Sappiamo benissimo che soprattutto anche sull'aeroporto di Olbia sussistono dei problemi anche per quanto riguarda l'ottenimento degli slot e le possibilità di alcune compagnie di volare. Quindi quello sul quale noi intenderemo focalizzarci per lo sviluppo del traffico per i prossimi anni è soprattutto il periodo di spalla, e cercare nel periodo centrale di luglio e agosto di cercare un turismo sempre più di qualità. Molto bene, grazie Fabio, gentilissimo, molto preciso. Credo che gli operatori avranno potuto catturare dei numeri importanti sia per questa stagione e sia per la prossima, perché talvolta alcuni articoli sui giornali non sono stati chiarissimi. Adesso abbiamo messo dei puntini specifici su quello che è stato il reale sviluppo del traffico quest'anno. Grazie ancora. Antonio, a te chiederei invece una sintesi dalla mattinata.
Noi Co- facciamo le masterclass, quindi abbiamo Stiamo la, continuando la con un trend fortuna di positivo, Lucio. interagire con gli operatori. Che è Abbiamo successo? un'ottima partecipazione, gli operatori sono presenti, continuano a regalarci il loro tempo e questo significa al terzo appuntamento che ci credono come noi e soprattutto abbiamo innescato un meccanismo per cui c'è voglia di conoscere e di avere informazioni nuove per rilanciare, un po' per intercettare quello scenario futuro che stiamo costruendo tutti insieme con una prospettiva 2023, 10 anni, 2034. E allora anche stamattina sono emerse nuove informazioni interessanti, l'attenzione è stata catalizzata intorno al racconto del professor Bandino, che obiettivamente ha dato un input importante alla nostra masterclass, ci ha regalato la certezza di un presente fatto di tradizioni che però guarda con grande attenzione al futuro, ricordandoci che la cultura è il nostro punto di partenza, ma va rivisitata con una vena critica innovativa per certi versi che ci deve aiutare a rilanciare sul nuovo prodotto e lì gli operatori si sono trovati. Abbiamo provato anche a rileggere questi insegnamenti del professor Bandino che in 2 ore ha tracciato quello che è la grande realtà che tutti noi conosciamo e a volte sottovalutiamo. Una Sardegna fatta di tradizioni, fatta di cultura, fatta di tante idee dal cui racconto potrebbero nascere nuovi prodotti turistici. E allora sull'onda emotiva di questo racconto abbiamo provato a innestare nuovi strumenti manageriali. Abbiamo parlato di design thinking, abbiamo parlato di nuove prospettive del turismo, cercando di far capire agli operatori che gli strumenti manageriali che hanno a disposizione devono intrecciarsi con la loro quotidianità. Forse ci siamo riusciti perché poi la risposta che ci hanno dato è stata sicuramente positiva, ci hanno restituito dei feedback immediati su come costruire il prodotto e il 29, nell'ultimo appuntamento che avremo per questa edizione 2023, ci metteremo alla prova, ci sporcheremo le mani per proporre nuovi prodotti che poi confluiranno in questa idea di sinergia con la Regione Sardegna nel progetto strategico che la Regione sta preparando con una visione 2023-2025. Quindi Lucio, anche oggi è giornata ricca di spunti e soprattutto un grande lavoro che ci auguriamo potrà servire per la competitività della Regione. Benissimo, grazie Antonio, ci rivediamo con te per le conclusioni. Fabio, non so, probabilmente devi andare via, ma se potessi restare ci farebbe piacere avere anche te per le conclusioni, però so che sei parecchio impegnato. Vi ringrazio tantissimo, grazie mille. Passiamo al prossimo panel. Abbiamo in collegamento, abbiamo il piacere, il grande piacere di avere in collegamento Marcello Fois, scrittore, commediografo, sceneggiatore, uno dei più lucidi e attenti intellettuali sardi, originario di Nuoro, vive da anni a Bologna. Buongiorno Marcello, ti vediamo. Vivi a Bologna, non lo dico solo perché, per dire che tu vivi a Bologna, ma perché sei molto vicino a un fenomeno turistico, a un territorio che del turismo ha fatto una grande bandiera. Diciamo, tutta la costiera che va da Rimini a Riccione sino a Lignano Sabbiadoro è un grandissimo esempio. Quindi probabilmente puoi fare un mix delle due conoscenze per aiutarci a capire qualcosa. Perché abbiamo chiamato Marcello Fois? Perché abbiamo chiamato Bachiso Bandino? Perché quest'anno abbiamo scelto di fare una valutazione diversa. Non solo tecnici, non solo super esperti, non solo consulenti, ma vogliamo allargare il campo. Abbiamo bisogno di capire meglio questi fenomeni nel lungo periodo e quindi, perché no? Parlare con gli intellettuali, capire quali sono trend di sviluppo, quali sono le direttrici. E da questo punto di vista la prima domanda che faccio a Marcello è, iniziamo per capire l'oggi, facciamo un passo indietro. Partiamo dagli anni 60 nei quali noi abbiamo visto una certa idea di sviluppo, che era quella dello sviluppo cosiddetto squilibrato, grandi cattedrali, Ottana, Porto Torres, e dall'altro lato nasceva il grande sviluppo della Costa Smeralda, all'inizio diciamo osteggiato anche da una parte degli intellettuali sardi. Tu sei stato molto critico su entrambi i modelli, sia su quello di Ottana che su quello della Costa Smeralda. Qual è la tua visione oggi? Eh, guarda, partirei da un pezzo del discorso precedente. L'idea i mesi di spalla sono i mesi fondamentali per i sardi. In realtà i tempi degli spostamenti dei sardi sono tempi sostanzialmente turistici. Quindi mi chiedo se una compagnia
aerea non si debba occupare anche, oltre, diciamo così, al giusto guadagno, al giusto trend, a quello che è appetibile della Sardegna, ma anche a quello di quello che è appetibile per i sardi. Cioè, ci pensiamo mai ai sardi come turisti o li pensiamo solo come, come dire, come viaggiatori che vanno in giro per concorsi, vanno in giro per trasferimenti, vanno in giro per ospedali e quindi possono in qualche modo limitare le loro capacità di spostamento. Ecco, io credo che il cambiamento di chi non ha, chi non ha un pensiero turistico, tra virgolette, non può sentire il turismo come una faccenda sostanzialmente positiva, perché è chiaro, ha a che fare con persone che decidono di muoversi e possono farlo, ma che insistono su persone che se decidono di muoversi per lo più non possono farlo. Quindi io credo che un pochino di connessione tra questi due sistemi andrebbe costruita, eh, proprio perché penso che il dato sostanziale sia in questo momento che il turismo è considerato sostanzialmente rapinoso, mentre invece il turismo è una grandissima fonte non solo di economia, ma anche di scambio, di larghezza di opinioni, di possibilità di generare altri sistemi e così via. In Emilia-Romagna questa cosa è abbastanza chiara, cioè l'accoglienza è paritaria, perché l'Emilia-Romagna è un posto dove chi accoglie i turisti è anche turista in qualche modo. E quindi questa non è una differenza da poco, io credo. In più, io abito a Bologna. Bologna negli ultimi 5 anni ha avuto un boom esponenziale dal punto di vista del turismo, anche preoccupante sotto certi aspetti, perché è davvero, credo che sia stato forse uno degli incrementi più alti che sono mai stati registrati da questo punto di vista. E questo dipende da una serie di fattori, dal fatto che è una città vivibile, dal fatto appunto che le infrastrutture esistono, dal fatto che l'università è un'università importante, quindi il ranking mondiale ha fatto in modo che Bologna diventasse una zona molto prelibata. Il New York Times ha detto che è il gioiello più nascosto d'Italia e questo è stato un disastro da un punto di vista un disastro tra virgolette, dico, i bolognesi ristoratori e albergatori sono felicissimi di tutto questo. Ecco, per cui io credo che il sistema turistico è un sistema che debba mettersi in connessione anche con la gente su cui insiste. Non può essere considerato un tema per cui come dire, anche Bandinu l'ha scritto e l'ha detto spesso, cioè noi non possiamo considerare il turismo come la platea a cui noi dobbiamo fare uno spettacolo, identitario o meno che sia. Noi dobbiamo esserci. Grazie Marcello. Vorrei portarti sul tema dell'identità. Il tema dell'identità è abbastanza complesso. Voglio leggere una cosa che ha detto sempre Bachisio Bandino. Il turismo è trasferimento di cultura, è produzione di senso. Poi però, diciamo, interpretando queste frasi, diceva anche, ovviamente, c'è questa difficoltà noi sardi soprattutto, a mettere insieme un pochino quello che è il grande luccichio della Costa Smeralda, con quello che sono le zone interne. A tuo avviso c'è una modalità che possa promuovere efficacemente la destinazione e nel contempo salvaguardare i valori identitari? Ma sì, è la coscienza di sé. In realtà, il vero problema di noi sardi è che non siamo abbastanza informati sulla nostra storia, sulle nostre connessioni, cioè siamo informati esclusivamente da un punto di vista
da un punto di vista, come dire, per grandi linee, cioè ci piace l'idea di noi stessi, ci piace anche un po' il folklore di noi stessi sostanzialmente, ma in fondo noi siamo una popolazione molto più complessa, abbiamo una storia molto più complicata, abbiamo una storia di varietà enormi che non vengono mai sfruttate. Perché mai il problema dovrebbe essere di coniugare lo scintillio della Costa Smeralda con l'interno della Sardegna? Possono anche non essere collegati, possono essere due esperienze che anzi sono completamente diverse dentro lo stesso territorio. Mi sembra una roba in più. Direi che l'interno della Sardegna ha bisogno di strutture sostanzialmente. L'interno della Sardegna è abbandonato da un punto di vista delle infrastrutture. Il dibattito sull'Einstein Telescope ultimamente, per esempio, che l'Einstein Telescope sarebbe una di quelle faccende appetibilissime per le compagniere che insistono sulla Sardegna, per significherebbe, come dire, trasportare davvero centinaia di operatori in un centro scientifico esponenziale per il mondo dove si studiano le onde gravitazionali e significherebbe fare di tutto il territorio tra Lula e Nuoro un territorio attrezzato, un territorio dove ci si possa muovere tranquillamente, cablato, con case, con strade e così via. Quindi in definitiva il problema è che si vuol cercare di riunire due cose che non sono paritarie in quanto tali. Quindi l'interno della Sardegna deve limitarsi ad offrire, diciamo così, il gusto asprigno, diciamo così, delle esperienze rustiche, ma non può fare molto di più se la mentalità rimane questa. Ecco. Vorrei portarti adesso sul tema del turismo culturale e vorrei partire da un anatema, un aforisma, una cosa odiatissima da tanti esponenti della cultura, che fu una frase del ministro Tremonti: Sì. con la cultura non si mangia. Tema serissimo, però ci vorrei arrivare ricordando un piccolo aneddoto che tu hai raccontato già in un'altra trasmissione, Sì, che sì, sì. è bellissimo. Tu hai avuto un'esperienza con uno chef napoletano. Sì, 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 vuoi che te la racconti, Sì, la sì, per posso favore. ribadire. È molto divertente in effetti. Sì, siamo stati a Napoli ospiti penso che fosse un convegno universitario. E questo chef che era molto simpatico così, si presentava tra i tavoli per chiederci come avessimo mangiato. Io gli ho detto: ah, avete mangiato bene. Abbiamo mangiato molto bene. E lui mi disse: ah, ma lei è sardo? E dico: sì, si sente. E dico: sì, si sente. Io dico: beh, sono felice. Dopo no, molti anni di vita a Bologna ancora si sente. E ci tengo, che si senta, no? E pensate che i primi anni in cui che stavo a Bologna, questo all'Attere, uno dei complimenti, uno di quelli che credevano essere complimenti nei miei confronti, diceva: no, ma lei è sardo? Io dicevo: sì, non si sente. E come dire, stia tranquillo, invece io, al contrario, ci tengo che si senta. Ebbene, questo chef, mi dice: ma lo sa lei perché i sardi si offendono quando li chiamano sardignoli? E io dico: sì, certo che lo so. Ma come, dice, lo sa? Lei è il primo sardo che lo sa. Beh, dico boh, non so perché, però lo so. Si offendono perché Sardignoli è una razza geologica di asini e quindi sostanzialmente quando li chiami Sardignoli gli stai dando dell'asino. Anche se non lo sai. Poi ho detto: chiaro che, come dire, ci sono le cose si possono dire anche non necessariamente in malafede, no? Per cui alcuni non lo sanno, io nemmeno mi offendo in certi casi. Lui era molto ammirato, non del fatto che io sapessi questa cosa di me. Dopodiché io gli chiedo: ma lei invece lo sa, da che cosa deriva la parola cafone, lei che è napoletano? E lui mi dice: no, perché è una parola napoletana. Certo, dico io, è una parola napoletana, cioè i villici venivano portati a Napoli e siccome non sapevano
come giostrarsi nelle vie, li legavano tipo alpinisti con una fune in modo che non si perdessero nei vicoli. E infatti sono Killi Cafune, cioè quelli con la fune sono i villici, sono i poveretti, eccetera. E lui è rimasto molto, molto così sorpreso, dicendo: ma com'è possibile che lei sappia questa cosa di me che io non so? E sappia di sé quello che io invece so. Dico, vede che a volte, come dire, la coscienza che abbiamo gli uni degli altri si incistano, no? In qualche modo, hanno un senso. Bene, quando arriviamo al conto, oh, lo chef ritorna al tavolo e dice: Voi non pagate. Ha detto: Voi non pagate proprio. Oh, perché dice: Oggi ho imparato una cosa su me e questa cosa non apprezzo. Quindi praticamente abbiamo cenato a gratis grazie ai Cafune, no? A Killy Cafune. E mentre discutevo appunto con Chiara Valerio, mentre raccontavo a Chiara Valerio questo piccolo aneddoto durante il Festival Letterario di Mantova, lei acutamente mi ha detto: Vedi Marcello, è la dimostrazione che con la cultura si mangia. Quindi, Bellissima. Ascolta, ma però con la cultura si mangia davvero, cioè può essere un elemento trainante, può generare PIL, perché poi in termini macroeconomici questo è quello che ci interessa. guarda, io ti posso dire questo. Io per 17 anni ho diretto il Festival di Gavoi, il Festival Letterario di Sì. Gavoi. Il Festival Letterario di Gavoi faceva numeri strepitosi, cioè faceva 30.000 presenze in 3 giorni, praticamente, in un paese che ha 2.800 abitanti. Quindi il Festival di Gavoi per Gavoi ha significato la bandiera arancione del Touring Club, ha significato l'apertura addirittura di un campeggio che era rimasto chiuso per 20 anni, ha significato la promozione di strutture non solo a Gavoi, chiaramente per tutta quella gente mica poteva dormire a Gavoi, ma dormiva in un raggio che arrivava sino a Nuoro tranquillamente, quindi Ollollai, Sarule, tutte zone che si sono attrezzate per accogliere gente che veniva lì con bed and breakfast, con tutte le questioni. Quindi sul Gavoi, che era gratuito per gli spettatori, però insisteva moltissimo sul PIL proprio non solo del comune, ma del territorio addirittura, tanto che il Sole 24 Ore fece proprio un articolo sull'incremento strepitoso che questa zona aveva avuto da un punto di vista proprio dell'economia diretta, perché sai, il discorso è semplice: se una persona viene a sentire uno scrittore in una zona dove non c'è alcun tipo di circolazione di questo tipo, perché Gavoi non è, come dire, direttamente facile da raggiungere, non è vicino a un hub appunto aeroportuale, per cui una cosa è organizzare un festival a Cagliari o ad Alghero in Sardegna, una cosa è organizzarlo a Gavoi, e le spese semplicemente di spostamenti sono veramente enormi. Noi gran parte dei nostri fondi li spendevamo per spostare la gente dagli aeroporti all'interno, dall'interno agli aeroporti. Questo era come dire, il nostro capitolo di spesa più ampio. Però in realtà se 30.000 persone spendono anche, poniamo 10 euro, ma ne spendevano molti di più, perché si compravano libri, si andava a mangiare, si restava a dormire e quant'altro. Quindi credo proprio che con la cultura si mangi. Semplicemente bisogna fare una proposta culturale adeguata, bisogna fare in modo che la gente pensi che valga la pena di muoversi. Ecco, anche, ecco, per esempio il Festival di Gavoi credo che sia una degli esempi di come il famoso scintillio e le zone interne possono coniugarsi in un pattern
unico, no? Perché moltissima gente dalle spiagge veniva poi al Festival di Gavoi, anche solo per un pomeriggio, anche solo per ascoltare un autore che gli interessava e poi tornarsene al mare e così via. Quindi evidentemente si può fare. Avrà un futuro In che senso? il festival? Sì, sì, beh, certo che avrà un futuro, mica, non sono, come dire, sono le idee che fanno i progetti, no? Le persone vanno e vengono, le persone debbono anche essere in grado a un certo punto di stabilire che si passa ad altro. Comunque, certo che nessuno u- ucciderà il Festival di Cavour. Ah, ci picchia, no, 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 è una delle cose davvero a cui tengo di più in assoluto. Ok, mi fa molto piacere. Senti, abbiamo il piacere di avere qui con noi Nevina Satta della Film Commission. Ah, Allora mi veniva in mente di chiederti una cosa. Il ruolo della cinematografia nella promozione di un territorio in termini economici, in termini di promozione appunto pura del territorio è grandissimo, ma credo che anche i libri possano fare molto. In futuro sarà possibile immaginare una book commission, una literature commission, qualcosa che possa sviluppare testi. ma sai, questo è un lavoro che in Sardegna da una ventina d'anni a questa parte si è fatto. Forse l'unica voce attiva, diciamo così, della cultura locale è la letteratura. Noi produciamo sostanzialmente scrittori e molto bravi anche in molti casi, quindi, e scrittrici. E quindi direi che proprio su questo punto possiamo dormire sonni tranquillissimi. Siamo davvero una delle popolazioni che scrive meglio, ma anche da un punto di vista del mercato, cioè i numeri parlano chiari, quindi Azzeni, Murgia, Milenagus, i magnifici Mannuzzo, Angioni, cioè noi abbiamo prodotto davvero mh, come dire, Giorgio Todd, abbiamo prodotto davvero un gruppo strepitoso di scrittori, forse se la Sardegna assomigliasse di più alla sua società letteraria sarebbe davvero molti passi avanti in questo momento. No, no, ma questo lo riconosciamo e siete bravissimi, non v'è dubbio. No, però il ruolo della Film Commission è anche un po' Mm. diverso, nel senso che va a Certo, cercare non solo registi sardi, ma va a cercare registi che possano fare film ambientati in chiaro. Sardegna. Ecco, in questo senso lo dicevo. Oppure ambientare in Sardegna film che sarebbero ambientati altrove, no? Anche. Si sono fatti peplum a Ostia. In Sardegna si può fare di tutto, si può girare davvero di tutto. Quindi la Sardegna è davvero il Bengodi per una film commission, perché è un posto che riesce a offrire, come dire, la condizione metropolitana e la condizione arcaica contemporaneamente, cioè se si fa, no, quando uno fa un giro, diciamo, nella Barbagia interna, a Gorropus, Gologone, Tiscali e così via, può girare un film sì, dagli uomini primitivi alla Bibbia, al Rinascimento, al Medioevo, persino i western, che sono stati tra l'altro la Sardegna c'entra molto con l'immaginario western, perché voglio dire, Tex in fondo nasce a Cagliari, se ci pensiamo. Oh, e quindi il, ci sono, la Film Commission fa un lavoro strepitoso da questo punto di vista, perché sta cercando, al contrario invece di come spesso la politica locale fa, sta cercando di stabilire che esiste una condizione per cui la Sardegna è un operatore sostanziale nel tempo, non semplicemente come dire, un palcoscenico estivo, un palcoscenico. Questo ce ne fossero di strutture così, poi insomma Nevina è una persona straordinaria, quindi.
non ho niente da dire. E poi è nuorese, e diciamocela tutta, insomma, noi siamo un clan. Non lo volevo dire perché altrimenti diventa una cosa No, 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 ma rodomomea, io lo no? dico. No, 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 io lo dico. Io sono Ma un qui, assertore qui come dire, della permanenza della Tene Sarda dentro va bene. l'economia culturale della Sardegna. Ascolta, volevo portarti sul tema della narrazione. Ne abbiamo parlato anche con Bandino stamattina. Eh, la narrazione non è scontata, bisogna imparare a raccontare, no? Voi scrittori lo fate per mestiere, siete bravissimi. Ehm, io ricordo un aneddoto che mi ha colpito molto, insomma, alla fine degli anni 60, 68, arriva George Harrison, di cui tra l'altro abbiamo una foto nei nostri uffici quando sta proprio uscendo dall'aereo a Lissarda con la sua compagna. George Harrison arriva in Sardegna, ospite di Peter Sellers, va in barca, assaggia il calamaro che non aveva mai assaggiato e lo skipper della nave gli racconta come il polpo nel fondale raccoglie i sassolini, se li porta sulla tana. Nasce da lì una canzone che non è una delle più famose dei Beatles, che è Octopus Garden, però è Mhm. una canzone, cioè viene fuori un racconto che ogni volta che io lo cito a qualcuno, questa cosa gli resta, gliela scrivo proprio sull'hard disk, no? Sì. E potrebbe essere uno spunto interessante per un menù. Ehm, e c'è anche tutta la narrazione nuragica che noi non riusciamo a fare in modo adeguato. Cosa possiamo fare sullo storytelling per migliorare anche l'aspetto turistico? Cioè queste due cose devono in qualche Sì. modo incontrarsi. Guarda, ti darò una risposta apparentemente banale, forse, non lo so, però dobbiamo studiare. Dobbiamo studiare. Noi ci siamo abituati a una narrazione di noi stessi che va appunto, da poche informazioni sostanzialmente sul nostro periodo apicale, che sarebbe il periodo nuragico, e poi passa attraverso una specie di vuoto pneumatico sino alla narrazione eroica della Prima Guerra Mondiale. In mezzo non c'è quasi niente. Se noi, io ti sfido a fare un'inchiesta così generica nelle scuole, in Sardegna, gli studenti e così via, chiedere una sorta di cronologia, di catena, di concatenazione del nostro sviluppo all'interno del Mediterraneo è, secondo me, i due punti salienti sono questi, cioè sono quelli su cui noi ci siamo consolati abbondantemente. I giudicati così e così, Eleonora d'Arborea sostanzialmente nell'area, diciamo così, femminista del pensiero locale, eccetera, eccetera. Noi non abbiamo, nonostante, come dire, le prerogative dell'autonomia, non abbiamo un serio corso di studi nelle scuole anche primarie sulla storia della Sardegna. E se tu non conosci la tua storia, non hai proprio ti manca il rapporto in generale con la storia. Cioè, se tu non percepisci l'importanza del tuo luogo, se tu non parti da te, non hai nessuna possibilità di non essere straniero in giro per il mondo. Quindi questo secondo me è il primo punto di cui noi dobbiamo occuparci assolutamente. Cioè dobbiamo spiegare che noi abbiamo una storia importante, che non siamo periferici, perché sentirsi periferici ci fa comportare da periferici. Non c'è niente da fare. E quindi è anche in rapporto, e questo si lega molto a quello che dicevo all'inizio, no? Il problema è che anche noi abbiamo diritto di essere turisti, non abbiamo solo il diritto di accogliere, il dovere di accogliere turisti, abbiamo il diritto di esserlo. Cioè, i miei cugini a Nuoro, i miei parenti nuoresi devono avere la possibilità di vedere una mostra a Milano o di vedere una mostra a Bologna, a Napoli, se questa cosa gli interessa. Esattamente noi dobbiamo partire dal fatto che
non abbiamo attualmente, neanche costituzionalmente, le stesse possibilità di mobilità di ogni altro cittadino italiano, e questo non è accettabile da nessun punto di vista. Quindi io credo che un turismo serio debba occuparsi anche sostanzialmente di questo problema, perché la risoluzione di questo problema aiuta a risolvere anche l'altro. Allora sì che si diventa anche economicamente, come dire, attivi sotto certi aspetti. Ancora una volta la cultura paga, e come? Un popolo colto, un popolo istruito e un popolo che fa delle scelte, non che subisce delle condizioni. E questo, secondo me, è come dire, una struttura importante come la vostra, è un punto che deve porsi come target. Ascolta, domanda finale che facciamo a tutti quelli che vengono coinvolti all'interno dei nostri format. Il futuro. Noi ci siamo posti come orizzonte 10 anni e a tutti chiediamo come vedi la Sardegna fra 10 anni? Soprattutto quali sono le riflessioni che vorresti mettere sul tavolo, che vorresti fossero approfondite, non oggi necessariamente, ma che diciamo se qualcuno ti dicesse hai la possibilità di determinare quelli che sono gli orientamenti sulle discussioni, sugli approfondimenti, sulle analisi, sulle ricerche dei prossimi anni, che cosa vorresti portare all'attenzione? Hai parlato della formazione, ovviamente siamo assolutamente d'accordo. Hai detto l'educazione, la formazione, ci siamo assolutamente. Certo. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, vorrei aggiungere appunto la mobilità. Io tra 10 anni mi aspetto che un sardo per andare a Roma spenda quanto mm, quanto un milanese per andare a Roma, spenda quanto un palermitano per andare a Roma, spenda quanto un barese per andare a Roma. Questo credo che debba essere un punto saliente di questa cosa, perché questo tipo di mobilità non è una questione economica, è una questione sociale, che è ben diversa da una questione economica. Quindi, ed è anche, io ho vissuto tempi in cui il traffico aereo in Sardegna e per la Sardegna era assai più ampio di questo, e vi assicuro che ho un range abbastanza profondo, perché io ho iniziato a viaggiare in aereo da Bologna ad Olbia direi negli anni '80, quindi io ho addirittura mi sono addirittura spostato con i Fokker della Lisarda, e poi la Meridiana, e poi eccetera, eccetera, eccetera. E io posso davvero testimoniare che questo è il periodo più oscuro della mobilità per il nostro paese. Quindi io penso che tra 10 anni io mi aspetto invece che questo problema venga risolto, perché questo è un problema davvero, 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 davvero importante dal mio punto di vista. Ok, questo romperebbe l'isolamento, siamo d'accordo, no? Però non risolverebbe altri problemi. Che cosa vorresti ancora mettere sul tavolo? Vorrei mettere vorrei mettere la capacità, vorrei che, ecco, una cosa che ho sempre desiderato ardentemente è che noi sardi fossimo in Sardegna quello che siamo fuori dalla Sardegna. Ecco, questa è una cosa che io non ho mai fatto pace con questa specie di strana schizofrenia, no? Per cui in Sardegna siamo nuoresi, siamo cagliaritani, siamo sassaresi, cioè fuori dalla Sardegna siamo improvvisamente sardi, che è una cosa che invece a me piace moltissimo e mi consola, nonostante, come dire, le butade. Io sono uno di quelli che ritiene i sardi tutti, che ritiene che i sardi abbiano tutti una pari dignità. No? Anche quelli che mi dicono: ah, ma tu sei nuorese, quindi sei sardo sardo. Credo che sia una sciocchezza. Uno di Teulada
è altrettanto sardo quanto me, secondo me. Uno di La Maddalena è altrettanto sardo quanto me, anzi, da loro posso imparare delle cose, delle connessioni che a me mancano rispetto a quest'isola. Noi abbiamo l'opportunità davvero di essere un grande laboratorio di diversità e invece spesso rinunciamo a questa caratteristica in vista di un'omologazione che non ci fa bene. Cioè, e questo genera davvero una popolazione di assistiti che poi perdono l'impulso, che hanno sempre la tendenza a non fare niente se non viene in qualche modo finanziato o retribuito e così via. Quindi ecco, quel tipo di sviluppo anche antropico io mi aspetto, in qualche modo da persona, da intellettuale, da persona che vive nella cultura, tendo a lavorare per questo. Quello che scrivo, quello che faccio, gli interventi anche fastidiosi e pruriginosi che potrei fare, però hanno sempre questo fine, cioè hanno il fine di non permettere a nessuno di considerarci una realtà periferica o di serie B. E se noi ci convinciamo di questo, lo diventiamo sul serio. Senti, c'è però un tema non facile, no? Tu sei andato via da Nuoro, io sono andato via da Nuoro, Nevina è andata via da Nuoro, Gianfranco Fancello qui è andato via da Nuoro e potremmo dirlo per tanti altri sardi che sono dovuti andare via. Eh, che cosa tiene un giovane, brillante, intelligente in Sardegna? Perché questa Beh, fuga. le opportunità, le possibilità, la mobilità, ti dico, eh, ci- io porrei una piccola sfumatura, no, a questo discorso, perché non sempre andarsene è andarsene. C'è una qualità anche dell'andarsene, c'è una qualità del restare. Cioè, io penso di essere, per esempio, di essere residente in Sardegna, nonostante viva a Bologna, molto di più di certi residenti che non si prendono responsabilità, che non si prendono voci in capitolo e così via. Esiste, come dire, una specie di emigrazione stanziale che deriva dal fatto di non avere opportunità e di non avere scelta, che è assai peggiore, no? Io non sono un emigrante, sono una persona che ha scelto, sono quindi uno che abita fuori, ma che insiste sull'interno e che contribuisce per quello che può, finché non lo sbattono fuori, finché non gli tolgono la cittadinanza e così via, che però, come dire, è impossibile che, come dire, nonostante il mio domicilio bolognese, io possa considerarmi nient'altro che sardo. E questo, secondo me, cambia. Quindi, anche da questo punto di vista, quando si dice no, che si va via per vari motivi e si va via in molti modi. No? Io tendenzialmente io ho una corrispondenza, per esempio, molto stretta con una grandissima nuorese che vive in Danimarca, che è Maria Giacobbe, e io e lei tutti i giorni quasi commentiamo le notizie della Nuova Sardegna o dell'Unione Sarda, lei da Copenaghen, io da Bologna. Cioè mi sembra che siamo molto più dentro che fuori. Cioè a volte bisogna davvero bisogna fare la differenza, no? Sulla qualità dell'entrare o dell'uscire da questo punto di vista. C'è chi è dentro ma non contribuisce e quindi è come se fosse fuori. Grazie Marcello. Ultimissima cosa, a cosa stai lavorando, se ce lo vuoi dire? C'è qualche tuo lavoro in uscita? Sì, adesso sto finalmente mettendo mano a questo romanzo che è fermo da tempo per questioni personali, per varie questioni, insomma. Quindi ora mi sono rimesso in campo, quindi entro breve avrete delle novità editoriali. Addirittura per Natale? No, 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 non ce la più fai. tardi. No, ce la
più tardi. Va bene. Allora, ti ringraziamo tantissimo, ma Grazie a davvero è voi. stato un grande onore. Speriamo di averti Grazie a l'anno voi. prossimo in presenza questa volta, ci Ma farebbe molto volentieri, piacere. volentieri. Davvero. Grazie Marcello. Ti ringrazio molto per l'invito. Arrivederci. Alla prossima. Saluti a Grazie. tutti. Ciao. Allora, continuiamo col prossimo panel. Vedo già Gianmario Pileri, presidente distretto turistico Gallura e Monte Acuto. Poi naturalmente il nostro guru Joseph Yark. Vi prego di prendere posto. Gianmario, prenditi pure un microfono. Sì, Gianmario, accomodati pure a fianco a me. Grazie di essere qui con noi. Gianmario è un amico. Gianmario, abbiamo militato qualche anno fa in un gruppo che era il gruppo dell'Aga Khan. Poi lui ha deciso di fare l'imprenditore di successo, è stato presidente della Fiavet Sardegna, o lo sei ancora, e lo è ancora, perdono. A voi la parola, ragazzi. Eccomi qua. Sì, buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Sono ancora il presidente della Fiavet Sardegna, sono anche il vicepresidente dell'ente bilaterale del turismo della Sardegna, che è un'altra organizzazione molto importante proprio per quanto riguarda appunto la formazione, e sono casualmente da un anno e mezzo anche il presidente del distretto turistico della Gallura e Monte Acuto. Una grande opportunità che mi è stata proposta appunto un anno e mezzo fa, che ho subito accettato e accolto con grande entusiasmo, per appunto iniziare a fare un lavoro importante nel mettere insieme un territorio, quindi non più ogni singolo comune che cerca di presentarsi al mondo del turismo, ma un territorio importante appunto come quello della Gallura. Il lavoro è assolutamente impegnativo, io forse l'avevo un po' sottovalutato, e invece è un lavoro impegnativo, perché il distretto turistico della Gallura si compone di 27 comuni che si sono messi insieme e di 5 comunità tra marine e montane che chiaramente formano tutto e danno appunto un'immagine del territorio completo. È comunque un territorio vasto e molto differente, quindi qual è poi il mio lavoro? È quello di mettere insieme tutte queste opportunità, e insieme al dottore Yark, che è quello che comunque lavora fondamentalmente sul prodotto, su tutta quella che è la strategia di marketing, dobbiamo cercare di appunto mettere insieme per raccontare al mondo quello che si può fare in Gallura. E come voi ben immaginate le opportunità sono infinite. Il lavoro è difficile soprattutto per questo, proprio perché il territorio è talmente vasto, è talmente vario, che non è semplice capire cosa possa servire a uno e cosa può servire all'altro. Stiamo parlando di un territorio che comprende la Costa Smeralda, quindi fondamentalmente dei comuni importanti turisticamente come Arzachena, come Santa Teresa di Gallura, Palau, come Olbia, come San Teodoro, come ad esempio Golfo Aranci, Lori Porto San Paolo, quindi comunque territori ad altissima vocazione turistica balneare. Però stiamo anche parlando di una comunità montana, ad esempio, che comprende piccoli comuni come possono essere appunto Agius, Luras, Tempio, Calangianus e tantissimi altri, oppure addirittura la comunità montana del Monte Acuto, che ha Alà dei Sardi, e tanti altri comuni che chiaramente stanno cercando di capire quanto potrebbe essere utile appunto il distretto, per cercare di far crescere anche quei territori interni che non sono ad altissima vocazione turistica, ma che chiaramente possono sfruttare la grande opportunità di stare dentro un distretto così vario e così importante, per cercare di portare anche in quei territori il turismo. Ci stiamo lavorando da un anno e mezzo insieme
a Joseph, che ci ha disegnato un abito meraviglioso che però poi va ricamato. Non è semplice, perché comunque sulla carta il progetto è bellissimo, però poi per fare tutto quello che noi ci siamo messi in testa di fare occorrono chiaramente anche dei fondi importanti, che fino ad oggi sono stati messi dai comuni e le comunità che hanno aderito a questa iniziativa, ma che chiaramente non possono bastare per fare un lavoro importante come quello che noi abbiamo pensato di fare. Quindi è chiaro che stiamo lavorando proprio per cercare di capire questa strada che faremo insieme quanto ha bisogno, e cerchiamo di trovare anche appunto le risorse. Le risorse che in parte possono essere anche date dai privati, perché non dimentichiamoci che il distretto turistico, oltre ad avere 27 comuni e 5 comunità marine e montane, hanno anche i soci privati, che sarebbe, ecco, per noi importantissimo, la parte più importante probabilmente del progetto, quella di aggregare anche gli imprenditori, che in realtà almeno all'inizio hanno una quota bassissima, perché per aderire al consorzio bastano 250 euro per azienda, e che sfrutterebbero questa grandissima strategia di marketing che il consorzio appunto ha pensato di fare. Con quindi un investimento assolutamente minimo potrebbero stare dentro un progetto che come valore ha sicuramente un valore molto ma molto più importante. Quindi diciamo che il distretto appunto, che è nato nel 2022, sta cercando ancora di prendere una forma che sia ben definita. Non dimentichiamoci che veramente è il primo progetto di DMO che praticamente è nato in Sardegna. Hanno inizialmente anche altre realtà avevano pensato di mettere insieme appunto un progetto di marketing, di piano strategico di marketing, ma poi queste cose non sono andate a buon fine, perché non è facile appunto mandare avanti un'entità così impegnativa, perché forse non c'erano ancora le condizioni. Il distretto turistico invece è stato costituito, quindi è una realtà che è assolutamente costituita e che funziona oramai e che ha iniziato un percorso. Non abbiamo ancora una nostra sede, siamo all'interno di una delle comunità che sostengono il progetto, ma è nostra intenzione prima possibile poter avere appunto una nostra sede con del nostro personale che lavora H24, chiamiamolo così, sul progetto appunto del distretto turistico. Per il momento io faccio il presidente, immeritatamente probabilmente faccio il presidente, e cerco di mettere insieme tutte queste realtà. Ripeto, è estremamente difficile interloquire con 27 sindaci e con altrettanti presidenti di comunità che hanno idee completamente diverse, come potete immaginare. Qua noi abbiamo a che fare con comuni che incassano 2 milioni, 2 milioni e mezzo di tassa di soggiorno, e comuni che invece hanno l'intero bilancio, comprese le tasse, in 2 milioni di euro all'anno. Quindi stiamo parlando di realtà completamente diverse, Joseph, e tu me lo insegni. Quindi è chiaro che quando si chiede un contributo bisogna anche capire quali sono gli equilibri. Ecco, questo è il mio compito, che è un compito piuttosto difficile, quello appunto di mettere insieme tutte queste realtà e farle funzionare. E poi c'è invece il compito che c'ha Joseph, che è quello di indicarci la strada per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di comunicare al mondo quello che in realtà si può fare in questo straordinario territorio 365 giorni all'anno, perché ecco, fondamentalmente il nostro obiettivo non è quello di promuovere l'estate, che già funziona
bene da sola, ma è quello di promuovere tutto un anno, quindi neanche più la famosa stagione, i 6 mesi, i 7 mesi, ma è proporre un intero anno comprendendo anche dei comuni che appunto in questo momento non fanno turismo, ma che invece avrebbero delle straordinarie opportunità da proporre a eventuali clienti interessati, perché non dimentichiamoci che il territorio gallurese, a parte il mare che tutto il mondo probabilmente conosce e ci invidia, ma offre delle tantissime altre opportunità che sono l'enogastronomia, i percorsi naturalistici, la parte archeologica che è ricchissima di opportunità. Insomma, il trekking, bicicletta, tutte congressi, attività sportive, insomma è un territorio che offre opportunità 365 giorni l'anno. Ci sono svariati motivi perché si possa andare a Telti, ad esempio, piuttosto che ad Ala dei Sardi, all'Uras, a Calangianos. Ognuno di questi piccoli comuni offre delle opportunità e noi dobbiamo raccontarglielo, quindi prendere il cliente che arriva a Portocervo, a Baia Sardinia, a San Teodoro, a Santa Teresa da Gallura, alla Maddalena e fargli capire che in una giornata che probabilmente non è indicatissima per il mare, oppure semplicemente per cambiare dopo una settimana o 10 giorni di mare, far qualcos'altro, si può andare in tutto il nostro territorio gallurese che offre incredibili opportunità. Ecco, fondamentalmente il distretto serve a questo, quindi prendere i clienti dove ci sono e portarli dove ce ne sono di meno. Ecco perché i piccoli comuni dell'interno sono ancora più interessati che questo distretto funzioni, cresca e crei delle opportunità. Appunto, come dicevo, il disegno di tutte queste opportunità lo ha disegnato, l'ha creato appunto Joseph, che lavora con noi oramai da parecchio tempo, e abbiamo insieme deciso di intraprendere dei percorsi di opportunità di marketing con i nostri piccoli budget, che in questo momento non sono appunto tantissimi perché sono completamente finanziati dai comuni che aderiscono all'iniziativa. Quindi ecco, chiaramente più riusciremo a rimpinguare le nostre casse e più le idee di Joseph, che io ho avuto modo chiaramente di vedere, creeranno delle opportunità. Credo che adesso Joseph ci possa dire a grandi linee quelle che sono state le iniziative, le ultime iniziative dell'ultimo semestre, che sono state comunque notevoli, perché abbiamo lavorato soprattutto sul marketing creato da nostre piattaforme internet, Instagram e Facebook e tante altre opportunità, quindi cercando di limitare i costi ma raggiungendo più utenti possibili. Ci dirà appunto adesso come abbiamo investito questi quattrini che avevamo a disposizione e poi magari concludiamo dicendo appunto quelle che possono essere i nostri obiettivi futuri. Bene, grazie Presidente. Allora, il distretto turistico Gallura e Monte Acuto non è già soltanto un progetto, è una realtà che ha operato e sta operando nell'arco di quest'anno. Quello che abbiamo fatto fondamentalmente è mettere una piccola squadra di ragazzi e ragazze del loco e che stanno lavorando, supportando i comuni per tutto quello che è lo sviluppo del prodotto turistico di ogni comune, di ogni destinazione, ma anche supportando quello che sono gli operatori che formano parte di questo distretto. Ma ovviamente abbiamo ritenuto, anche considerando quanto era particolare la stagione 2023, che era molto importante andare a incrementare la notorietà e la visibilità nei mercati strategici che abbiamo la totalità del territorio della Gallura, per andare a incrementare questa notorietà. E questo ci ha portato fondamentalmente a lavorare su tre ambiti dove oggi c'è già un sito che sta funzionando, un sito che è www.discovergallura.it, che ha fondamentalmente una funzione di tipo ispirazione,
relazionale che va a presentare il territorio, ma dalla prospettiva turistica, cioè con le ispirazioni, le cose che puoi fare ragionate fondamentalmente in logica tematica di outdoor, balneare, sport, cultura, artigianato, eccetera, eccetera. Ma l'aspetto interessante, oltre ovviamente ai canali Facebook che stiamo diciamo, gestendo costantemente, sia Facebook come anche Instagram, quello che abbiamo lavorato fortemente per lanciare la campagna estiva è stata una campagna pubblicitaria fondamentalmente digitale, una campagna come vedete qua che aveva due obiettivi: uno, nel caso del mercato italiano, andare a proteggere quello che è il posizionamento della Galura come destinazione diciamo premium o top player in Italia, ma soprattutto considerando che il mercato internazionale nel 23 o la stagione estiva del 23 è stato molto agguerrito, andare a incrementare la conoscenza e la notorietà della nostra destinazione. Pertanto abbiamo lavorato fondamentalmente con delle agenzie locali, sarde, e abbiamo ragionato su un claim che è quello che vedete qua, Galura Just and More, cioè il fatto di cominciare a ragionare che la Galura non è soltanto una destinazione balneare, sino che è una destinazione che può essere, accogliere i turisti sia in primavera come anche in autunno, e ovviamente anche vogliamo allargarci per quanto riguarda la parte diciamo invernale. Questo ci ha permesso di lavorare su, come vedete, dei format, che sono questi esempi che vedete qua, dove abbiamo tentato ragionare su questo concetto. La Galura è, a me mi piace definirla come la essenza della Sardegna in qualche maniera, o è diciamo la Sardegna in essenza, e la bellezza del suo territorio, quello che noi abbiamo tentato da raccontare per attirare l'interesse, ribadisco, del mercato internazionale, non è soltanto il territorio in sé, sino le esperienze che i turisti possono ottenere e avere se scelgono qualunque delle destinazioni della Galura, che in qualche maniera ti dà delle emozioni, come può essere questo che vedete qua, l'avventura, il fatto di poter in qualche maniera divertirti, ma anche in qualche maniera rilassarti, ma soprattutto tentando di puntare alla eccezionalità di questo territorio e della proposta che noi abbiamo. Ma tutto questo ci ha comportato anche un lavoro, come vedete, dove abbiamo lavorato anche con delle azioni pubblicitarie utilizzando canali digital come vedete qua importanti, da tutto quello che sono delle principali testate italiane, ma soprattutto abbiamo lavorato molto perché oggi sappiamo bene che la ispirazione per scegliere una vacanza arriva normalmente tramite social, e pertanto abbiamo lavorato sia con i canali propri come anche attraverso influencer eccetera su Facebook e anche Instagram nel mercato italiano, ma anche per esempio come vedete nel mercato tedesco, dove abbiamo fatto delle inserzioni sulle principali riviste femminili di famiglia e anche di tipo generalista, e ovviamente quelle del travel, senza dimenticare ovviamente tutto quello che è la parte prevalentemente di quello che sarebbe l'ambito Facebook e anche Instagram. Lo stesso la Svizzera, che è un mercato che ci interessa molto perché è un mercato che ci può servire per la loro conformazione e comportamento anche una certa destagionalizzazione. Abbiamo lavorato sia nel caso concreto, perché sapete bene che la Svizzera è divisa per cantoni e per tannolingue, abbiamo lavorato sia in francese come anche in tedesco per raccontare, per chiamare l'attenzione dei diversi mercati che hanno collegamenti o che avevano previsto collegamenti con il nostro aeroporto di Olbia, raccontando che cosa è fondamentalmente e perché la Galura può essere la destinazione scelta sia per i tedeschi, per le svizzeri, per i francesi sui quali abbiamo lavorato. Però soprattutto noi dobbiamo ragionare anche con i risultati che abbiamo ottenuto, che sono stati direi superiori alle nostre aspettative, perché come vedete qua sia la campagna Galura Just and More ha ottenuto dei buoni risultati, con un volume di impressions che ha superato le nostre previsioni, siamo sopra i 13 milioni di impressions, con una copertura social di più di 1.600.000 persone. Devo dire che il nostro obiettivo, come tu sai bene Presidente, non era neanche arrivare al milione. Diciamo che abbiamo avuto, come vedete, anche un volume di click sulla campagna interessante, oltre 80.000, lo quale ci ha fatto capire che questo concetto di andare a comunicare non il territorio, sino l'esperienza che la Galura ti può fornire
e dare sicuramente una chiave vincente. Ma ovviamente non ci fermiamo qua, noi stiamo già ragionando per andare avanti per quanto riguarda la campagna di comunicazione che segue più o meno la stessa logica, ma ovviamente adeguata a tipologie di prodotto come l'outdoor, il well-being, piuttosto che l'ambito enogastronomico, eccetera, che continuiamo con questa logica del Gallura Just a More. È una campagna che quello che pretende fondamentalmente, come vedete qua, è quello di dare una visione della Gallura in qualche maniera come una destinazione con una ottima climatologia, con diciamo quello che sicuramente interessa ai nostri clienti internazionali, che è quello del relax, ma anche del sole e della luce, ma soprattutto vendendoti quello che è, come dicevo, la essenza propria della Gallura, cioè un territorio che diciamo dove puoi goderti il silenzio, ma soprattutto dove puoi ottenere diciamo del divertimento e poter fare delle attività che ti possono essere in qualche maniera propedeutiche a ottenere una ottima esperienza. Pertanto quello che noi continuiamo a fare è fondamentalmente il comunicare, ma allo stesso tempo andando a comunicare, come dicevo, la Gallura come destinazione turistica per mantenere il nostro posizionamento e soprattutto il nostro lavoro è quello di tentare di mettere in contatto l'offerta con la domanda. Abbiamo una ottica molto diciamo di tipo promo commerciale. Per questo è importante il fatto della partecipazione degli operatori, perché si dà visibilità alle sue proposte, ai suoi servizi e fondamentalmente non vogliamo essere la solita promozione generica, sino la promozione del prodotto e delle proposte turistiche che ti possono in qualche maniera fornire come utente internazionale quello grande mercato che a noi ci interessa, perché per andare sui mercati internazionali è evidente che oggi la concorrenza e la concorrenza non sta fra le singole proposte degli operatori, se non fondamentalmente sulle proposte di sistemi, cioè le proposte che una destinazione intera può fare al mercato. Tutti sappiamo bene che il Mediterraneo è un mercato molto conteso, è un mercato dove più del terzo del flusso turistico mondiale si trova qui dentro e in conseguenza il ragionamento, la scelta che la Gallura sta facendo fondamentalmente è quella di avere una idea propria, una immagine propria, ma soprattutto andare a posizionarsi in modo molto più forte di come si è fatto al passato come probabilmente la destinazione top player all'interno della Sardegna. Aggiungerei ancora una cosa, è chiaro che da questo disegno straordinario appunto che ha fatto il dottore Jarche, poi bisogna confrontarsi con dei competitor che sono estremamente agguerriti e che hanno delle risorse che non sono quelle che ha il distretto turistico della Gallura e del Monte Acuto. Quindi ci stiamo confrontando con realtà italiane, ma direi di tutto il bacino del Mediterraneo, che chiaramente in questo momento ci sovrastano a livello di investimenti pubblicitari. Noi abbiamo raggiunto 13 milioni circa di click, tutto 80.000 quello che appunto ci ha raccontato, però stiamo parlando ancora di numeri estremamente ridotti. Per ottenere risultati maggiori ci auguriamo appunto che ci credano gli imprenditori in questa realtà che è nata, come ha detto prima Joseph, e che oramai sta iniziando a correre da sola. Ci auguriamo che ci creda la Regione Sardegna, perché poi il distretto turistico della Gallura non vuole essere una cosa che viaggia da sola, fa parte della Sardegna, quindi in questo momento ci auguriamo che nascano altri distretti, altre opportunità, che poi insieme si possano raggiungere degli obiettivi che comunque rappresentino l'intera isola. Quindi il turismo non si fa solo in Gallura, noi ci abbiamo iniziato e creduto per primi, ci auguriamo che appunto di continuare a crescere e di riuscire a portare a casa gli obiettivi che ci siamo posti, però poi alla fine è la Sardegna quella che dobbiamo trasmettere come immagine principale. Ecco, volevo dire questo. Grazie Gianmario, grazie Presidente, grazie Joseph come sempre. Chiederei agli ospiti del prossimo panel di avvicinarsi. Abbiamo il professor Gianfranco Fancello che ci onora di essere parte del comitato scientifico, professore di economia, buonanotte, economia dei trasporti stavo dicendo,
Perché trasportista è brutto, capito? Se uno dice trasportista È, bru- è è brutto, quindi antipaticissimo. diciamo che no, segno Allora, no. progettazione di sistemi di trasporto. Progettazione dei sistemi di trasporto all'Università di Cagliari, di ingegneria, e Marco Naseddu del Centro Regionale di Programmazione. Dovremmo vedere connessa online anche la dottoressa Chiara Di Guardo, direttrice CREA, sempre dell'Università di Cagliari. Il tema è innovazione sul turismo, ma non solo. Eccola, benvenuta e grazie di essere con noi. Sì, Sì. ciao Chiara. A voi la parola, Gianfranco. Sì, grazie Lucio. Come sempre, come abbiamo già visto, intanto saluto tutti quelli che in questo momento ci stanno guardando. Terzo appuntamento sul tema dell'innovazione che appunto, come hai detto tu, trattiamo con due amici, due persone, Maria Chiara Di Guardo, appunto professoressa all'Università di Cagliari in organizzazione aziendale, direttrice del CREA, del CILAB. Il CREA è il Centro per l'innovazione e l'imprenditorialità dell'Università di Cagliari, quindi è un punto di osservazione straordinario su tutto ciò che si muove intorno all'Università di Cagliari sul tema dell'innovazione e su come gli studenti pensano e guardano al futuro e pensano di poter fare imprenditorialità. E quindi grazie Chiara della tua presenza e della tua disponibilità. E poi qui a fianco un altro caro amico, ingegnere trasportista, anche lui come me, che è Marco Naseddu, che è insomma, uno dei pilastri del CRP, del Centro Regionale di Programmazione, col quale appunto parleremo e dialogeremo sugli aspetti legati alla programmazione dei fondi e quindi che cosa ci aspetta sul prossimo sessennio in termini di programmazione di fondi. Sapete qual è il ruolo strategico importantissimo che il CRP ha in tema di gestione e programmazione delle risorse economiche per tutto il territorio della Sardegna. Chiara, inizierei da te chiedendoti innanzitutto, noi stiamo parlando di turismo, il titolo di queste giornate del call to action è relativamente guarda verso il futuro, quindi 24-34, quindi allora il tema è dal tuo punto di vista a che punto siamo, quali sono le esperienze più interessanti alle quali hai assistito e a che punto siamo sul tema della innovazione nel settore del turismo, cioè cosa in questo momento e quali sono i driver principali sui quali ci si sta muovendo e a che cosa stanno guardando le nuove proposte. Per esempio parlo degli studenti o dei giovani neolaureati che in questo vogliono investire. Bene, grazie. Intanto grazie per l'invito, è un onore partecipare a questo evento così importante ed è anche un vero piacere. Grazie per la disponibilità di questa connessione online. Dal punto di vista dell'innovazione, l'intervallo 24-34 è particolarmente sfidante, facciamo fatica davvero a immaginare un periodo così lungo e che cosa accadrà, perché in questo momento ci troviamo di fronte a una serie di sfide che promettono cambiamenti epocali in tempi brevissimi. E se pensiamo a quello che è successo nell'ultimo anno, soltanto nell'ultimo anno, con la diffusione capillare di strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT, capiamo benissimo che a intervalli così grandi si fa fatica anche a immaginarli in questo momento, perché la percezione è che appunto siamo di fronte a grandissime sfide. E questo ci porta direttamente alla domanda che mi facevi, verso dove ci stiamo muovendo. A me sembra, di recente ho avuto l'opportunità di fare un periodo negli Stati Uniti proprio per capire quali erano le dinamiche imprenditoriali che più ci possono interessare e che un po' si affacciano verso il futuro, legate a diversi settori ma anche al turismo. E sicuramente le parole d'ordine, come immagino siano state richiamate in queste giornate, sono due, artificial intelligence e sostenibilità. Si tratta di trend che non possono essere sottovalutati in nessun modo.
Allora, se da una parte l'intelligenza artificiale ci sta permettendo di rivoluzionare l'offerta turistica da tanti punti di vista, a cominciare dall'accesso a strumenti che permettono traduzioni simultanee e offerte iperpersonalizzate, dall'altra parte la sostenibilità, la richiesta di essere sostenibili, di promuovere delle destinazioni che siano sostenibili, sta di fatto ulteriormente modificando il mercato. Oggi sempre di più la percezione è che la ricerca del luogo delle vacanze deve in qualche modo essere compatibile anche con un'ispirazione etica. Quindi c'è un interesse particolare verso quelle destinazioni che rispettano determinati aspetti etici e la sostenibilità è una di questi, anzi forse in questo momento è il driver più importante. Da questo punto di vista la Sardegna ha un vantaggio strategico abbastanza significativo, perché dal punto di vista della sostenibilità in generale l'Europa è decisamente più forte in Europa e al mondo, tanto che ho con piacere scoperto che quasi quasi ci invidiano le nostre competenze legate alla sostenibilità ambientale. Quindi già l'Europa si presenta a livello mondiale come un territorio con una particolare attenzione alla sostenibilità. La Sardegna credo che all'interno dell'Italia è una delle regioni che più ha investito in questa direzione e che probabilmente può essere considerata leader sui temi della sostenibilità. Da questo, rispetto a questo aspetto, l'anno scorso abbiamo organizzato un grandissimo evento su Cagliari. Era un evento scientifico, però che aveva una importante componente turistica, e raccontare Cagliari come un luogo che ha grande attenzione per i temi di sostenibilità si è rivelata una chiave estremamente vincente e ha portato sul territorio, in un periodo non di super attrattività turistica, un numero incredibile di ricercatori. Ti chiedo, scusami, ti chiedo subito una cosa per interloquire, ma come è possibile, e parlo, diciamo, mettiamoci nei panni di un imprenditore che adesso ci sta ascoltando, o di un giovane o di un gruppo di giovani che vogliono iniziare ad investire su questo tema e tu stai dicendo, guardate che il tema della sostenibilità è uno dei temi del futuro. Allora, come vedi e quale suggerimento tu puoi dare, cioè concretamente quale può essere un investimento che può essere fatto da parte di un imprenditore nel settore del turismo in tema di sostenibilità, cioè concretamente cosa Allora, sicuramente noi abbiamo già oggi una serie di regole che ci permettono di fare un racconto di un luogo sostenibile, quindi anche un'attenzione degli aspetti di comunicazione legati al rispetto di regole che noi abbiamo già. Penso alla differenziata. In Sardegna, la Sardegna è una delle regioni che ha un livello di recupero dei rifiuti più alto, quindi semplicemente in alcuni casi raccontare determinati aspetti contribuisce. Poi degli investimenti concreti, perché non c'è peggior pubblicità che se noi raccontiamo di essere sensibili all'ambiente, poi quando offriamo il nostro servizio turistico questo non ha alcuna attenzione per i temi della sostenibilità. Quindi concretamente mettere in atto una serie di servizi che potrebbero essere anche dall'uso di energie alternative per la gestione dell'accoglienza, piuttosto che offerte che mettano in evidenza l'aspetto dell'attenzione alla sostenibilità, piuttosto che anche azioni di recupero degli scarti, dei rifiuti, degli avanzi, una serie di azioni collegate con gli obiettivi ESG che contribuiscono da una parte a fare un racconto di sostenibilità e dall'altro ad essere in grado di operativamente contribuire a un'immagine di una Sardegna green, totalmente green, dove chi viene qui sta sposando una visione specifica di turismo che è appunto quella legata al rispetto dell'ambiente. Certo, Sì, prego, finisci. Prego. Questo tema si accompagna all'intelligenza artificiale, perché la capacità di utilizzare nuovi strumenti di intelligenza artificiale possono in qualche modo andare anche in questa direzione.
La possibilità di fare una comunicazione che è estremamente dedicata e anche banalmente nel linguaggio, nella lingua specifica del potenziale turista, io credo che sia un'opportunità di grandissima rilevanza. Oggi non abbiamo bisogno di avere un traduttore in grado di tradurre il testo, ma noi possiamo, utilizzando gli strumenti a disposizione a costi veramente quasi insignificanti, possiamo ipotizzare un'offerta che è declinata in tutte le lingue possibili esistenti. E questo ovviamente fa percepire un'attenzione per l'individuo che risulta importante. Sì, sì, assolutamente. Grazie Chiara, hai posto già una serie di elementi interessanti, sia quest'ultimo punto sulla narrazione, del quale tra l'altro abbiamo discusso ampiamente anche stamani con il professor Bandinu durante la masterclass e anche con Marcello Fois poc'anzi, ma i temi di innovazione, quindi legati all'intelligenza artificiale e soprattutto sulla sostenibilità, sono due pilastri importanti. Marco, tu hai un osservatorio differente rispetto a quello di Chiara, e cioè tu governi le politiche pubbliche. Per te l'orizzonte, so perché ne abbiamo parlato proprio poc'anzi, 24 o 2034 si inserisce invece all'interno di uno spazio di programmazione, che è il prossimo spazio di programmazione 21-27, nel quale il CRP e voi come Regione siete pienamente impegnati nel programmare le risorse. Allora, alla luce anche dei suggerimenti e delle indicazioni che ci dava Chiara, cioè sui due pilastri sui quali ci sarà lo sviluppo prossimo, intelligenza artificiale, quindi digitalizzazione di processi attraverso l'intelligenza artificiale, e sostenibilità, quali sono i driver principali qui stavolta lato pubblico in termini di risorse, cioè quali saranno le risorse a disposizione del sistema Sardegna, attori pubblici e attori privati, nella prossima programmazione 21-27? Ti ritrovi in questi due elementi che suggeriva Chiara o ce ne sono anche degli altri? Sì, prima di tutto ti ringrazio e ringrazio gli organizzatori per questo invito, per questa possibilità di confrontarmi con persone che mi hanno davvero insegnato e dato spunti interessantissimi a partire da stamattina con la masterclass. Hai citato il professor Bandino, ma il professor Usai e il dottor Esarco per gli spunti e le riflessioni per ragionare in termini strategici su un tema come quello dello sviluppo del settore turistico, che per diventare trainante, diventare davvero protagonista, deve avere una strategia, deve avere una visione complessiva che la Regione deve sviluppare, non perché la Regione deve essere necessariamente al centro di tutto, ma perché essendolo in quanto l'ente che sovrintende alla gestione di risorse, come citavi, anche quelle comunitarie, deve riuscire a interpretare questo ruolo e capire cosa vuole essere in un settore strategico come questo. Infatti la domanda che è emersa, ascoltando adesso anche la professoressa Riguardo, che ascolto sempre con piacere perché poi il tema dell'innovazione si intreccia con i 3/4 del nostro programma, che parla di sostenibilità economica, ambientale, sociale, quindi anche il tema dell'inclusione, e poi c'è interessantissima un'accezione data al tema del turismo che vi dirò nella programmazione appunto 21-27, ma soprattutto accanto alla sostenibilità è come introdurre elementi innovativi in tutta la programmazione, a partire dai finanziamenti alle imprese, alla ricerca, al mondo dell'università, che poi deve costruire percorsi che sono utili allo sviluppo di economia. E all'interno di questo ambito, dove appunto sostenibilità e innovazione sono due temi importanti, in questo ciclo di programmazione emerge ancora di più, e ne ho avuto una certezza questa mattina, ascoltando i relatori dalla masterclass, che dobbiamo capire come interpretare in chiave strategica il ruolo che può avere il turismo. Il turismo ormai è inserito dappertutto nel programma, è citata una gran parte di attività, sono citate azioni che devono essere interpretate per garantire uno sviluppo. Ci ascolta, parliamo del programma, quindi del FESR. In particolar modo noi come Centro Regionale di Programmazione abbiamo incastonato l'autorità di gestione del Fondo per lo Sviluppo regionale, quindi Fondo Europeo FESR per lo sviluppo della Regione Sardegna. Risorse 1,5 miliardi, che sono il doppio della precedente programmazione, che non è ancora completata. Il Covid ha rallentato lo sviluppo del nuovo programma, però stiamo completando il 14-20, avendo avuto 3 anni aggiuntivi, la cosiddetta regola dell'N+3, l'anno ennesimo è quello nominale 20, 3 aggiuntivi
raggiunti i target per spendere al meglio le risorse a disposizione, stiamo completando questa programmazione. Nel frattempo abbiamo dovuto rallentare per il Covid l'avvio del 21-27, ormai siamo nel 23, se saremo bravi a recuperare l'utilizzo delle risorse con strategie vincenti come quella del settore del turismo, avremo 3 anni in più e finiremo nel 30. Quindi abbracciamo quest'arco temporale. Quindi una delle notizie di oggi è che noi su un tema strategico e trasversale e che abbraccia più assi, come quello del turismo, abbiamo una serie di risorse che non saranno tutte destinate al turismo, ma parlare di 1,5 miliardi vuol dire che veramente il problema delle risorse è l'ultimo dei problemi che come soggetti privati, come soggetti pubblici abbiamo. Esatto. Allora cosa dobbiamo avere? Il tema è come intercettare quello che ci ha prospettato la professoressa Di Guardo e quello che ci è stato raccontato stamattina. Si è parlato di identità forte per trasferire quello che siamo stati e quella forte identità che abbiamo dobbiamo valorizzare a quello che possiamo essere domani, a quello che oggi dobbiamo attualizzare. E questo è un tema molto interessante, perché per sviluppare una strategia deve avere un'anima, deve avere un elemento portante. Dall'identità partiamo, ambientale, culturale, tutte le accezioni. Il tema però oggi che mi porta a casa, o meglio l'elemento forte che mi porta a casa è avere questa identità e trasferirla in una strategia. Poi abbiamo dei soggetti che successivamente sono intervenuti, quindi relatori che hanno parlato di come si possono affrontare con 2 casistiche anche i problemi poi degli operatori, dei soggetti che generano l'economia intorno al turismo. E questo è l'altro elemento, fermarsi a pensare per costruire una strategia e averla, condividerla, raccontando e ascoltando, quindi tutti insieme, quello che può essere lo sviluppo del nostro territorio. E poi il design thinking, perché il professor Usai ha introdotto questo altro elemento che è molto interessante, come avere un approccio aziendale allo sviluppo di questo tema. Quindi trasferendolo poi sul programma e raccontandolo in chiave anche innovativa, noi abbiamo una opportunità enorme, che è quella di interpretare questo settore che è variegato, perché io mi occupo di aiuti alle imprese e non mi devo fossilizzare sul tema aiutare l'hotel a fare gli investimenti per i servizi annessi. Questo è un momento che è, diciamo, conclusivo in attuazione di una politica che ha una procedura di aiuto a un'impresa che svolge quel ruolo nella filiera del turismo. Ma a monte, qual è la strategia che io devo far sì che diventi la cornice perché tutti gli investimenti siano indirizzati ad avere il raggiungimento di quell'obiettivo? Dove ci vogliamo posizionare, è stato detto. Quali sono i target aggiuntivi a quelli che abbiamo? Il settore balneazione, la nostra idea della Sardegna uguale spiagge. Questo lo abbiamo raggiunto e lo dobbiamo mantenere come asset portante, perché va sempre difeso e il tema dell'innovazione ci aiuta anche in questo, sapendo che poi il 2034 è una prospettiva lunghissima per capire davvero cosa succederà. Sono d'accordissimo. Abbiamo scritto un programma che è vecchio, scritto l'anno scorso, oggi è già da ristrutturare, però poi c'è anche il tema di come trasferire tutto questo negli altri elementi che in chiave turistica possono dare un'interpretazione alle azioni del programma, che possono essere indirizzate a rafforzare questo settore, che è molto vario però, perché abbiamo altri investimenti da fare, altre necessità, vedi la continuità e vedi altri problemi legati a come renderlo inclusivo, stagionalizzarlo, portarlo su un target diverso, in quali mesi possiamo, e costruire un sistema che con una strategia, un'idea forte, condivisa, va avanti, senza parcellizzare, con distretti che poi, ma è stato detto benissimo, nascono prima magari di una strategia regionale vincente, l'hanno localizzata in un territorio, ma si devono poi unire, devono parlare tra loro, avere comunque la regione che ha questo ruolo di facilitatore. Quindi il pericolo è quello, e condivido, quello di evitare fughe in avanti, evitare dispersioni che rischiano di disperdere appunto le risorse in rivoli o comunque in iniziative spot, seppur importanti, ma è necessario, e qui chiamiamo in causa e chiamiamo, diciamo, alla propria responsabilità l'autorità maggiore, quindi in questo caso la Regione, perché possa avviare quanto prima quella pianificazione di tipo strategico trasversale che mette insieme diversi elementi, dove il turismo è uno degli elementi trasversali, non è l'unico ovviamente, ma è certamente uno degli elementi trasversali. Chiara, tornerei, grazie Marco per questo primo passaggio, tornerei da te su una seconda cosa. Certamente l'innovazione e la sostenibilità è importantissima. C'è un altro tema che però sta governando tutti i processi in questo momento legati alla ricerca, allo sviluppo, che sono immediati, che è il tema della transizione energetica, no? Che è un tema basilare, che cambierà il modo di muoverci dei prossimi anni, cambierà il modo di approcciare ai luoghi dei prossimi anni. Allora, che cosa stai notando tu, anche qui, sempre dal tuo osservatorio privilegiato? Cioè, per capire, i ragazzi che si presentano al C-Lab,
sentono questa tematica prima della cioè sia della sostenibilità, come la declinavi tu, che questo della transizione energetica, cioè presentano progetti che poi in chiave di sviluppo dei territori, sviluppo del turismo, sono in grado di poi portare reale innovazione, oppure un tema marginale rispetto alle proposte che fanno i ragazzi? Assolutamente no, non è un tema marginale percepito dai ragazzi, anzi è percepito come un tema estremamente importante, anche perché è intimamente collegato con la sostenibilità ambientale. E quindi le nuove generazioni hanno chiarissimi due concetti, l'importanza della sostenibilità e l'importanza della tutela dei diritti e dell'inclusione. Da questo punto di vista mi sembra che i nostri studenti abbiano una spiccatissima sensibilità e quindi le proposte imprenditoriali sono legate a questa sensibilità. Anche perché loro poi si rivolgono al mercato emergente che è composto da loro pari e che ha una grande attenzione sui temi della sostenibilità e della transizione energetica. Questo tema però è un tema che sta investendo tutta la ricerca e tutto il nostro Ateneo. In particolare abbiamo dei progetti dedicati alla valorizzazione delle imprese che operano nell'area della transizione energetica, progetti che aiuteranno a distribuire risorse, quindi anche quelle imprese che operano nel settore del turismo e che però si stanno indirizzando verso la transizione energetica, e stiamo organizzando 2 programmi di accelerazione, uno partirà a marzo 2024, dedicato proprio a start-up che che vogliono promuovere la transizione energetica e comunque vogliono valorizzare le nuove tecnologie, le tecnologie emergenti, e quindi anche imprese che operano nell'area del turismo. Mi è piaciuto moltissimo un concetto che ha detto poc'anzi l'ingegner Nasedu. Il turismo è dappertutto ed è estremamente vero questo concetto, perché la valorizzazione degli aspetti legati al turismo ci permette di essere più attrattivi come territorio in termini di nuove imprese, ci permette di essere più attrattivi in termini di talenti, perché la gente vuole andare a vivere in posti dove si vive bene, e il turismo in Sardegna deve avere come obiettivo la valorizzazione di una qualità della vita che qui abbiamo nei fatti. La Sardegna, l'Italia ha già un grande credito in termini di turismo, comunque abbiamo ancora, soprattutto al di fuori dell'Europa, una certa reputazione di attrattività. La Sardegna all'interno dell'Italia in questo momento si presenta come un posto un po' più esotico, quindi anche il valore aggiunto dell'innovatività in termini di destinazione. Combinare questo con una strategia regionale che metta insieme tutti i settori significa diventare più attrattivi in termini di talenti, quindi di persone che si trasferiscono in questo territorio e portano valore in termini di conoscenza, significa diventare più attrattivi in termini di imprese che si possono inserire nella filiera del turismo a vari livelli, inclusa la transizione energetica, significa anche favorire la relazione tra l'università che è in grado di trasferire risorse e conoscenze su questi temi e le imprese che sono già sul territorio e che in tutti i settori trasversalmente possono acquisire conoscenza e valorizzare questo tipo di aree. Noi siamo la sede. Esatto, è un po', gli inglesi direbbero bisogna essere cool, cioè bisogna essere fighi, cioè a un certo punto bisogna essere, cioè investire sul turismo vuol dire anche magari investire sulle giovani imprese che rendono quel territorio più accattivante, più attrattivo, e quindi realmente allargano la base e quindi rendono quel posto un posto dove si vive meglio. Ma Marcello Foix lo diceva anche poc'anzi. Abbiamo 2 minuti e mezzo, vedo dal countdown, quindi passerei, Marco, grazie Chiara, grazie. Passerei, Marco, all'ultimo passaggio. Tu hai detto prima, io mi occupo di aiuti alle imprese. In 2 minuti, 33, che sono quelli che ci mancano, dopodomani arriva un'impresa, o domani arriva un'impresa, non dico da te, o comunque un sistema di imprese, ecco,
o meglio, cosa si devono attendere le imprese nel prossimo futuro in termini di risorse regionali? Sì, la professoressa ha toccato il tema su come rendere il nostro sistema regionale attrattivo a 360 gradi, perché l'attrazione dei talenti crea le condizioni perché un ambiente più interessante, che noi abbiamo reso più interessante per attrarre, poi a sua volta crei questo effetto moltiplicatore, effetto leva. Noi nel programma abbiamo diverse priorità in cui appunto il FESR si articola in questo ciclo di programmazione. Passiamo dagli aiuti alle imprese in senso più stretto, servizi annessi, ampliare una struttura ricettiva, creare le condizioni perché la ristorazione sia un elemento in questa catena, in questa filiera che dà valore anche al turismo. Diciamo, più è forte quell'elemento, cioè quell'elemento è tanto più forte quanto più si lega magari al tema della sostenibilità, certo, al tema dell'identità, come dicevi tu. Perché in una catena sono forti i nodi, è forte interamente la catena stessa, la filiera, quindi si rafforza. Quindi il tema è come riuscire a interpretare il ruolo che può avere il turismo in tutte le priorità. La prima ragiona su competitività e innovazione, quindi tutti i temi che già vengono trattati in un programma di accelerazione sulla transizione verde, sulla transizione energetica, sulla sostenibilità della filiera del turismo, ma in generale del nostro vedere gli investimenti in questo ciclo è un elemento che rafforza. Poi passiamo alla digitalizzazione, priorità 2, passiamo alla transizione energetica, è verde, nella 3 andiamo alla mobilità sostenibile, nella 4 andiamo sul turismo inclusivo, il turismo sostenibile nella parte dedicata, priorità 5, alla Sardegna più inclusiva, e poi la priorità 6 che determina le strategie di sviluppo territoriale, un DMO territorializzato che si lega a una strategia regionale, che vanno insieme, sono due elementi di una catena che si rafforza. Però c'è tutto questo insieme e il modo in cui lo interpretiamo, perché anche l'attrazione degli investimenti è legata al fatto quanto siamo accoglienti, ma se siamo accoglienti portiamo turisti, siamo accoglienti portiamo turisti, portiamo magari anche lavoratori che si trasferiscono. Quindi l'attrazione degli investimenti di un'azienda nel manifatturiero non può essere differenziata o staccata da una capacità di accoglienza che poi ho come riverbero o come fondante nel turismo. È questo che il sistema turistico deve avere dentro la programmazione, dentro ognuna delle priorità e legarsi insieme. I sentieri con foresta, c'è stato un intervento il 13 per ragionare sui sentieri per le persone con fragilità, ma è un tema che è un di cui di un settore, di un target, turismo sostenibile, dentro una visione di cosa vuole proporre la Sardegna. Sentieri anche per quel tipo di soggetti, certo. È un'accoglienza anche per quelle famiglie, quindi è un di cui di una strategia che però deve essere forte. Le fughe in avanti derivano dal fatto che la regione, se aspetta, non può tenere tutti fermi, deve avere quel ruolo e quindi fare per primo il passo. Quindi anche perché tra pochi mesi esatto. dovremo iniziare una legislatura e far partire un programma. Ritorniamo su una strategia o mettiamo insieme tutto quello che è stato fatto che possa diventare un insieme di elementi di una strategia forte, perché sul turismo giochiamo una partita importante in questa programmazione. Assolutamente, grazie Marco, anche perché ci hai elencato velocissimamente gli assi prioritari. No, è quello, abbiamo capito quali sono gli elementi sui quali puntare. Abbiamo concluso, insomma, si è concluso il tempo a nostra disposizione, perché ci sarebbe stato ancora da dialogare, però spero ci siano altre occasioni. Saluto Chiara e ci vedremo a Cagliari a brevissimo. Grazie mille della tua disponibilità. Grazie a Marco, anche a te per la disponibilità, insomma, per averci dato questi elementi. Grazie ancora a tutti. A Lucio, a te la parola. Grazie Gianfranco, grazie al dottor Marco Naseddu del Centro Programmazione Regionale, grazie a Chiara Di Guardo, che è la seconda volta che ospitiamo al Call to Action, speriamo che ce ne sia anche una terza prossimamente. Intanto chiedo al nostro giornalista di fiducia Pierluigi Rubattu della Nuova Sardegna di iniziare ad accomodarsi. Dovremo avere collegata con noi Valentina Sanna, detto Stampa dalla Dinamo Sassari. Quello di Pierluigi è un appuntamento fisso, come sappiamo, l'appuntamento che riguarda le aziende più importanti della Sardegna, le top 1000 come le chiamano loro nel loro inserto annuale. Pierluigi, a te la parola. Ciao Lucio, buonasera a tutti, saluto Valentina, immagino di buon umore dopo la bella vittoria della Dinamo di domenica. Sì, il sorriso dice tutto. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, adesso sì. Perfetto. Sì, decisamente sì, diciamo che le vittorie alleggeriscono molto e fanno lavorare con più armonia.
Allora, io faccio sempre la figura di quello che va fuori tema, perché nel primo incontro abbiamo parlato di supermercati, nel secondo di carni e salumi, oggi parliamo di sport. Poi però si scopre che qualsiasi argomento affrontiamo in Sardegna si finisce per parlare anche del turismo e della promozione dell'isola. Qui va spiegato perché abbiamo scelto la Dinamo per il panel di oggi. Innanzitutto perché è una presenza fissa nel top 1000 sin dalla prima edizione nel 2018 e aggiungo che l'azienda Dinamo ha una solidità e una continuità che vanno oltre gli inevitabili alti e bassi dei risultati sportivi, che pure in alcune fasi sono state eccezionali, con la conquista di uno scudetto, di una Coppa Europea e diversi altri trofei. Il terzo aspetto, che secondo me è importante, è che la Dinamo da molti anni, su impulso del presidente Stefano Sardara, si propone come veicolo di promozione della Sardegna, in particolare nelle trasferte in Italia e all'estero, e questo è un tema in cui Valentina ha maturato importanti esperienze e competenze, di cui ci parlerà. Infine, una cosa alla quale in questo panel teniamo molto è che la Dinamo ha una larga componente femminile nella dirigenza e nello staff, e aggiungo da tempi non sospetti, cioè molto da prima che la società si dotasse anche di una squadra femminile, la Dinamo Women, che sta ottenendo importanti risultati. Quindi io lascio la parola a Valentina perché ci parli di sé e del suo ruolo nella Dinamo e poi comincerò a farle delle domande. Sì, io nel 2010 ho unito due delle mie passioni principali, lo scrivere e la pallacanestro. Ho iniziato a lavorare per delle testate online specializzate finché non è arrivata nel 2014 la chiamata della Dinamo, quindi squadra della mia città, mia squadra del cuore, quindi diciamo che ho trovato la quadra nelle cose che amo di più. Sono stata una privilegiata perché sono arrivata all'anno del triplete, quindi ho vissuto diciamo l'acme dei risultati sportivi e soprattutto ho avuto modo come responsabile comunicazione all'interno insomma, di uno staff composito, perché adesso l'ufficio comunicazione è composto da 5 persone, ho avuto modo di vedere come è cresciuta la polisportiva da semplice club ad azienda sportiva e come man mano che sono passate le stagioni è stata alzata l'asticella adattandosi alle richieste comunicative, adattandosi alle nuove piattaforme, facendo fronte alla pandemia che chiaramente ha cambiato le vite di tutti noi e di conseguenza aggiornandoci, evolvendoci come azienda, come professionisti e come struttura. Come vedete da quello che vi racconto, lo sport per noi è la cosa più importante, ma non quella principale, perché il nostro motto, che è Cassemus Plus de un gioco, racchiude proprio la filosofia che il presidente Sardara dal 2011 a oggi ha voluto importare nel mondo Dinamo. Facciamo pallacanestro, viviamo di pallacanestro, ma la pallacanestro e lo sport sono un mezzo per poter operare sul nostro territorio, per poter portare attenzione alle persone più deboli, per poter lavorare a 360 gradi per rappresentare la Sardegna in Italia e in Europa. E questo è quello che facciamo quotidianamente, lo facciamo non solo attraverso le 3 squadre, perché oggi la Dinamo è il primo club italiano ad avere contemporaneamente 3 squadre, maschile, femminile, basket in carrozzina, che fanno sia la massima serie sia le competizioni europee, ma abbiamo anche tutto il dietro le quinte, quindi le attività della Fondazione Dinamo, il lavoro instancabile con le istituzioni, nelle tante campagne, nelle tante attività che facciamo, il lavoro con i nostri sponsor. Diciamo che le squadre sono molto più di 3 e noi come ufficio comunicazione insieme ai ragazzi del marketing gestiamo, coordiniamo tutta questa parte e il lavoro di squadra fuori dal campo è importante quanto quello sul parquet, perché se non collaboriamo e se non lavoriamo insieme non andiamo veramente da nessuna parte. Ecco, questo è un dietro le quinte importante rispetto al lavoro di una società sportiva che non pensa soltanto a vincere le partite, i campionati e le coppe, come si potrebbe credere, ma nel caso specifico della Dinamo prova a fare qualcosa per la Sardegna,
con attività di comunicazione e di promozione insieme ad aziende e istituzioni sarde. Ci puoi fare qualche esempio? Sì, io mi aiuterei se voi siete d'accordo con qualche slide che ho preparato, fate un po' la nerd, vediamo se riesco a condividere lo schermo, che magari vi può essere utile, perché le attività in questi anni sono state tantissime. Intanto vi posso dire che abbiamo visitato, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere. Ditemi se riuscite a... Sì. Vediamo se riesco a presentarvelo. Per adesso no. Vediamo un po' se riusciamo a caricare. Ovviamente è il bello della diretta, no? Giustamente. Eccolo qua. Lo vedete? Per esempio io non lo vedo in questo momento. Vabbè, no, io non riesco, non so se voi lo vediate, io non riesco a vederlo in questo momento, quindi... Noi leggevamo caricamento, okay, ma non abbiamo visto altro. Ritorniamo a vedere sì, uguale, stessa identica. Perfetto. Vabbè, vi accontenterete della mia faccia. Dicevo, in questi anni abbiamo lavorato tantissimo per promuovere la Sardegna. Forse adesso si vede? Così. No, Valentina, temo che ci sia qualche difficoltà. Vediamo adesso un tuo fermo immagine. Che facciamo? Forse bisogna ripartire col collegamento? Cioè, mi viene difficile intrattenervi perché non è esattamente il mio mestiere. Ho una serie di domande che avevo preparato per Valentina, ma no. Ecco, Valentina, eccoci qua. Adesso vi sento. Sì, ti sento. Mi vedete? Io non vi vedo, non sento e basta. Va bene. Ti vediamo e ti sentiamo, quindi ok, procediamo. Adesso vi vedo anch'io, scusate. Ecco. Volevo fare la tecnologica, ma non procediamo così. E allora, parlaci di queste attività e qualche esempio significativo. Sì, diciamo che anche grazie alle tante trasferte europee abbiamo potuto lavorare per esportare la Dinamo, no? L'attività più conosciuta, quella più importante, è quella con i giganti di Monteprama sulle spalle, azione che è nata con la maglia Special Edition nella Coppa Italia 2015 e che è diventato il nostro tratto distintivo, diventando proprio un'analogia. Ci sono i giganti dello sport e ci sono i giganti di Monteprama, quindi diciamo che questa è diventata proprio una totale identificazione. Partendo da questo, noi abbiamo lavorato tantissimo per esportare la Sardegna attraverso eventi ad hoc già in tempi non sospetti, quando si andava nelle principali ribalte, addirittura italiane, prima ancora delle coppe, quindi facendo dei piccoli banchetti di promozione dei prodotti sardi, enogastronomici, di guide turistiche, questo proprio agli albori, fino ad arrivare a un lavoro che è stato fortemente voluto dal nostro presidente, che ha portato a un decentrare il focus sportivo dal resto dell'Europa alla Sardegna. Questo perché tradizionalmente la preparazione, per esempio, sportiva veniva fatta in montagna, no? Dove si diceva che l'aria pulita, le altitudini agevolavano tantissimo il lavoro. In realtà negli anni abbiamo dimostrato che niente meglio della Sardegna, prima di tutto perché è un paesaggio composito e poi perché ci sono veramente gli elementi naturali a partire dalla sabbia, dal mare, dalle zone comunque montuose per poter preparare una stagione come si deve. Partendo da questo siamo riusciti a spostare gradualmente, ormai è diventata tradizione, interamente il precampionato in Sardegna, diventando un punto di riferimento
non solo per le squadre italiane, ma anche per tantissime squadre europee. Un esempio su tutti è il torneo City of Cagliari, che si tiene generalmente l'ultima settimana di agosto, la prima di settembre, dove ci sono solo squadre di Eurolega. Per capirci, Ergin Ataman, allenatore turco, tra l'altro, insomma, che ha una casa in Sardegna, quindi che già conosceva il territorio, il primo anno che ha fatto la preparazione sportiva in Sardegna ha vinto l'Eurolega. Quindi, siccome la superstizione nello sport ha un peso specifico importante, da allora le sue squadre tradizionalmente sono sempre venuti a fare 10 giorni, 2 settimane di preparazione direttamente sull'isola. Partendo da queste cose fino ad arrivare alle diverse iniziative anche in collaborazione con la nostra fondazione, attraverso il canale di conoscenze che si crea durante le stagioni, quindi con i colleghi del continente, della terraferma, con i colleghi europei. L'ultima grande campagna è quella che è iniziata lo scorso anno in collaborazione con la Fondazione Monteprama, ha fatto sì che in occasione delle trasferte europee e nelle principali città italiane, in concomitanza si organizzassero degli eventi per sensibilizzare alla conoscenza dell'archeologia e del patrimonio archeologico isolano. Quindi cultura, sport, promozione di valori comuni e soprattutto del nostro territorio che vanta veramente tantissimi estimatori. Noi ovunque andiamo in Europa, dirò una banalità, troviamo una bandiera dei quattro mori, abbiamo riferimenti dei circoli sardi, in tempi non sospetti durante la pandemia una delle attività che facevamo da casa era proprio una sorta di giro del mondo attraverso i collegamenti con special guest, i nostri giocatori della prima squadra e lo staff, attraverso i diversi circoli nel mondo. Quindi questo ci ha permesso anche di aprire un'importante finestra e un fil rouge anche con tutti quei sardi che non vivono in Sardegna, che ci vorrebbero tornare e che non hanno mai perso i contatti. Scusa Valentina, mi volevo collegare proprio a quello che dici sulle trasferte. Ovviamente tu avrai avuto l'occasione di conoscere tantissimi atleti, tecnici, dirigenti, alcuni avevano sentito nominare la Sardegna, alcuni altri no, alcuni magari ci sono stati, altri non ci hanno mai messo piede. Ecco, qual è la percezione che c'è in generale della Sardegna, lontano, molto lontano da noi, perché voi siete arrivati fino in Siberia, mi pare, qualche volta, no? Krasnojarsk, sì, siamo arrivati proprio ai confini del mondo conosciuto, direi. Ecco, raccontaci. Guarda, che sensazione hai avuto. Sì, come per tutte le cose la visione è molto eterogenea, nel senso che, ma questo succede anche ogni volta che si crea una squadra nuova, no? A volte capitano magari dei giocatori molto giovani alla prima esperienza che non avevano idea di dove stessero sbarcando, banalmente, perché non sapevano che erano in Italia, ma non avevano ben capito sulla carta geografica dove si trovassero. Questo anche per gli avversari. In realtà ci sono fette consistenti di tecnici, staff e giocatori che conoscevano già la Sardegna, che ne avevano sentito parlare come di un'isola paradisiaca. Ricordo benissimo Teodosic mille anni fa, cioè ai tempi prima ancora che venisse a giocare in Italia, quando era considerato una sorta di divinità impossibile da portare in Italia, giocava a Mosca. Io ricordo un'intervista realizzata sul pullman, perché mi avevano promesso 2 domande, quindi siccome non si erano presentati ero salita sul pullman prima che partissero. Lui aveva fatto una vacanza con la famiglia un paio di anni prima e si era ripromesso di comprare una casa per poter venire a stare in Sardegna. Quindi 50 e 50, alcuni che non hanno la più pallida idea di dove si trovino e altri invece ben consapevoli. Ricordo con molto piacere 4 stagioni fa l'allenatore di Manresa, Pedro Martin, che è il nostro avversario in Basketball Champions League. Loro avevano organizzato una trasferta più lunga perché avevano organizzato un gemellaggio in quanto catalani con Alghero. Quindi avevano strutturato un viaggio con i supporter al seguito. Spesso durante la stagione, durante le trasferte, non è sempre facilissimo avere i supporter, soprattutto alle squadre europee, ma quando accade è sempre qualcosa di straordinario.
E loro avevano organizzato praticamente una 4 giorni tra Sassari e Alghero, in cui sì, anche qua lo sport era importante, ma era il contorno di un'iniziativa culturale molto più ampia e di un'esperienza molto più ampia anche per la squadra, che aveva trovato una dimensione quasi di pubblico di casa, non so come spiegarvi, quindi 50 e 50. Tendenzialmente la differenza principale è fatta dai comunitari, da chi arriva dall'Europa e gli americani, che ancora hanno molta più ignoranza nel conoscere la nostra isola. Devo dire che in questi anni, soprattutto sotto il profilo, quello che vi dicevo, del precampionato, le squadre e i giocatori che sono venuti per fare la fase di preparazione, quindi diciamo lontani dalle pressioni della stagione sportiva, hanno sempre avuto speso parole molto belle, molto interessanti, perché soprattutto durante il precampionato noi ormai da tanti anni facciamo proprio una sorta di viaggio all'interno della Sardegna. Quest'anno abbiamo fatto il ritiro a Nuoro, il debutto è partito proprio da Nuoro, poi siamo andati a Cagliari, a Carbonia, e chiaramente, come è tipico di noi sardi, non è mai soltanto andare a giocare una partita, ma andare a giocare una partita, organizzare il terzo tempo, scambiarsi informazioni, no? Creare comunità, proprio partendo da quei principi che fondano lo sport. Quindi devo dire che anche in quest'anno i feedback sono stati molto positivi, e tantissimi, questo lo aggiungo, sono tantissimi i giocatori che hanno scelto di restare in Sardegna, giocatori Dinamo, dal nostro ex capitano De Vecchio, ormai collega di scrivania in quanto club manager, che è arrivato 18 anni fa, che era un ragazzo e ha deciso che ormai è sassarese a tutti gli effetti, passando per stranieri come Ubalek, che è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A, che vive in Sardegna forse da 10 anni. Quindi alla fine il tutto sta nel far conoscere l'isola, nel farne carpire le potenzialità, perché poi chi realmente ci tiene, chi realmente riesce a entrare nell'ordine delle nostre vite, della nostra qualità della vita, del nostro timing, ne rimane affascinato, e qualcuno appunto sceglie di restare. Guardate quante bellissime connessioni anche culturali allo sport, si può veramente parlare di tutto partendo dallo sport. Siccome ci resta poco tempo, un argomento che, come dicevo all'inizio, ci sta molto a cuore. A Dinamo Women a tutti gli effetti c'è una squadra che va molto bene, e c'è una squadra negli uffici della Dinamo che è molto importante, molto vasta, e vorrei che tu ce ne parlassi e di farci capire come si cresce insieme in una squadra di donne. Allora, devo dire che in questo la lungimiranza è tutta del nostro presidente, perché da che io sono arrivata nel 2014 dentro, e dall'altra parte della barricata, esclusa la squadra, lo staff è sempre stato a prevalenza femminile, cioè quasi un'inversione di rotta, no? Nel senso che sono rari i colleghi maschi. Addirittura per tanti anni noi abbiamo avuto un ufficio comunicazione interamente al femminile. Io penso che non voglio fare la retorica del tra donne si va d'accordo, perché è molto più difficile andare d'accordo tra donne, bisogna trovare il giusto equilibrio, ma nel momento in cui questo avviene non ce n'è per nessuno, nel senso che una squadra fondata da donne che decidono di collaborare insieme è fatta di lealtà, è fatta di assolutamente certezze, di fedeltà totale, di capacità di arrivare dove non arriva l'altro, quindi pararsi le spalle. Non è sempre facile, ci sono dei giorni che sono un po' più complicati, dei giorni un po' più semplici, e soprattutto con buona pace dei nostri colleghi maschi in minoranza. Però noi abbiamo sempre trovato molto divertente questo aspetto, no? Che dietro questi grandi giganti, questi uomini di oltre 2 metri, in realtà dietro ci fosse, no? Come in Sardegna, quasi un matriarcato, una gestione totalmente femminile. Devo dire, ormai
questa è la 10ª stagione che io faccio in Dinamo, c'è uno zoccolo duro, c'è una squadra di persone che lavorano insieme ormai da tanti anni, e tra questi per esempio c'è il nostro Paolo Citrini che lavora come responsabile comunicazione, che ha fatto un po' i due mondi perché è stato assistant fino al 2018 e poi è passato come Jack dietro le scrivanie come nostro collega. Per tutte le attività che facciamo, per tutto quello che vi dicevo, è veramente fondamentale lavorare bene e fare squadra, perché il nostro è un lavoro che inizia il lunedì e non finisce la domenica sera, ma riprende perché ci sono ormai con 3 squadre e 6 competizioni, partite a volte la prossima settimana, se non sbaglio abbiamo 5 partite di cui 4 casalinghe, quindi bisogna proprio lavorare bene e capirsi con uno sguardo. E devo dire che in questi anni abbiamo creato veramente un team solido che ci permette di lavorare e di sopperire anche nei periodi di maggiore stress. Grazie Valentina, abbiamo raggiunto il nostro tempo limite. Buon lavoro, in bocca al lupo per tutte le prossime partite e per i 3 campionati che vedono la Dinamo coinvolta ai massimi livelli. E anche oggi, parlando d'altro, abbiamo parlato di turismo. Grazie e buonasera. Grazie a voi. Grazie a Valentina Sanna, grazie a Pierluigi Rubattu, a cui diamo appuntamento per il 29 novembre, la nostra ultima puntata. E direi che possiamo introdurre il prossimo panel. Anche qui abbiamo due vecchie conoscenze. Abbiamo Robert Piattelli, che invito a sedersi al mio fianco, e abbiamo Gianluigi Tiddia. Invece in connessione telefonica abbiamo, no, non ce l'abbiamo, vero? No, Maria Elena Rossi purtroppo non si può connettere. E allora, diciamo, la protagonista di questo panel, che verrà sottoposta a un fuoco di fila di domande, è un'ateniese, quindi non una sarda, ho capito. No, è un'ateniese ma è nuorese. Noi ci chiamiamo ateniesi scherzando. L'Atene sarda nuorese. Allora, Nevina Satta è con noi, la capa della Film Commission. Come vuoi che ti chiamiamo, Nevina? Capo, capa, CEO? Direttrice. Molto più normale. Regina. Sì, il tappeto rosso non l'abbiamo messo, però per la sedia c'è. Sì, infatti cromaticamente siamo a posto. Gianluigi, a voi. A voi, questo è il tuo microfono. Buonasera. Eccoci qua. Buonasera. Cincin. Ci sei? Cincin, sì. Cincin, benvenuti a questo ultimo spicchio di Call to Action dedicato appunto al turismo. Oggi abbiamo il grande onore, Robert, di avere Nevina che ci parlerà appunto del suo ruolo e di altre cose. Io lascio subito la parola a lei, non faccio parlare Robert così recuperiamo un po' di tempo e poi magari tanto interromperà sicuramente. No, io interrompo subito. Allora, vedi, io basta dargli là. A Nevina voglio bene intellettualmente Certo. parlando, perché la trovo una donna interessantissima. Meno male, cominciamo bene, dai. Non è stata zitta un minuto dalle 10 di È mattina vero. che è arrivata qui. Io ho visto soltanto parlare con le persone, che devo dire che non è andata a cercarla lei, sono le persone che vanno a cercare Nevina. Quindi Gianluigi, Questo, sì, è grazie. interessante. È interessante. Noi- Potrebbe fare la radio a questo punto più Ma che infatti, il cinema. Secondo me Direi. potremmo pensarci in 3. Guarda che funziona questo Tutto trio, sommato, eh. questi 19, 28, 27, noi parliamo il meno possibile, Sì, perché è lei che c'ha un È sacco di quello cose che ti interessanti. stavo implorando di Sì, fare va, fino a quando fammelo non hai dire. interrotto. Vabbè. Comunque, A te. prego. Bene, con queste premesse io intanto vi devo dire che è un piacere ritrovarsi perché è stata una maratona quella di oggi, da un lato di grande respiro, fa piacere ritrovarsi non solo in un luogo così magico perché come sapete la possibilità di dare ad un aeroporto che per tutti noi, diciamolo, non è un luogo qualunque, non è certamente un non luogo, ma è esattamente il punto di approdo e di partenza non solo per noi isolani, ma devo dire per chi nel 2023 si trova in una posizione di privilegio, a volte anche una partenza non voluta, però è certamente un luogo di possibilità. Per questo
trovo che sia straordinario anche comprendere da questo incontrarci qui, accanto ai flussi dei viaggiatori stagionali, degli imprenditori e delle imprenditrici che vanno e vengono, delle famiglie che si riuniscono, degli amori che nascono, di quelli che finiscono, magari con qualche dramma. Come vedete sto già scivolando sui generi cinematografici, ve li suggerisco tra le righe. Qui c'è la vita, no? È un po' come noi presuntuosamente quando pensiamo al cinema diciamo noi produciamo frammenti di vita, lo facciamo con quella intenzionale provocazione del credere ancora al sogno, alla magia del racconto, e devo dirvi che ritrovarci qui a parlare non tanto e non solo di turismo, vorrei che fosse inteso che questo è ben oltre uno spazio di confronto intellettuale, accademico, strutturato, legato anche a forme di imprenditoria molto sperimentali, ma è di fatto una fucina di pensiero e visione, perché l'arditezza di mettere insieme in un non luogo, come direbbe Auger, chi non solo pensa ma fa investimento di capitali, fa investimento anche di scommesse sul desideri delle persone, delle famiglie, sulle contrazioni di mercato a fronte delle contrazioni del portafoglio familiare, quindi con tutta una serie di elementi che portano ad essere qui come una vera e propria cellula di utopia. E questo è un tema sul quale comprenderete perché sto andando su queste parole molto, sembrano anche un po' presuntuose in realtà, perché quando io sono ritornata grazie ad un concorso pubblico in Sardegna, dal luogo dove mi trovavo allora, io abitavo a Los Angeles, dove ovviamente chi fa cinema va a fare produzione, ad imparare molto, a costruire, noi sardi poi anche un po' a scombinare i giochi, noi italiani tantissimo a celebrare la tradizione della nostra arte cinematografica, insomma, che ha una grande tradizione. Ritornare qui e pensare che il cinema possa essere, come lo ritengo, l'ho sempre detto, un grande volano di trasformazione sociale e ovviamente di crescita economica, non nel senso della semplice monetizzazione o dell'efficientamento del rapporto domanda-offerta, ma in una dimensione che fortunatamente molti di noi sono nati, diciamo, illuminati e ispirati dalla valorizzazione delle capacità della comunità, dal pensare che sia possibile fare rivoluzioni economiche anche grazie alla crescita delle competenze di un'intera popolazione, di tante comunità che la compongono, di tante comunità generazionali. Devo dire, faccio una missione di colpa, in realtà devo chiedere i danni morali del mio ritorno in Sardegna a Marcello Fois, perché fu lui a segnalarmi il concorso della Regione Sardegna per avviare la Sardegna Film Commission, che esisteva solo come sportello per Messi. Ma enfatizzo questo elemento dell'apertura di una competizione perché, lo diceva prima Marco Naseddu, l'ente pubblico deve anche avere l'arditezza di scompigliare un po' il gioco, e quindi anziché lavorare su connottu, diciamo, in Sardegna, cioè su ciò che è già conosciuto, praticato, la Sardegna è stata sempre una destinazione di desiderio, quindi la pubblicità, per esempio, negli anni 80 e 90 in Sardegna aveva trovato l'Eldorado, e i sardi con la pubblicità avevano anche acquisito una grande forza di gestione economica, dei processi produttivi rapidi, eccetera. Pensare, quando io ho fatto il concorso alla fine del 2012, di lanciare un completo, diciamo, una completa riorganizzazione dell'investimento pubblico sul cinema, che in Sardegna era possibile grazie ad una legge di diversi anni prima, molto radicale, e pensare di farlo con l'ambizione. Questa era la mia, poi l'avevo formata da Milano e poi diciamo, nelle esperienze europee e soprattutto a Los Angeles, pensare di poterla trasformare altro che nella California di Europa. La mia ambizione era che chiamino la California la Sardegna d'America. Quindi questo sembrava quasi un gioco impossibile, davvero una scommessa dell'utopia più astratta. E fortunatamente i concorsi pubblici ti impongono anche di lasciare delle tracce, no? Quindi nei verbali io dichiarai all'epoca il mio slogan per la Sardegna potrebbe essere, come diceva Bacchesio Bandino, potrebbe essere: portiamo la Sardegna nel mondo e il mondo in Sardegna. E il combinato composto di tante persone che come me sono partite per formarsi fuori, per fare esperienze di straordinario arricchimento, non di fuga,
di straordinario arricchimento, di straordinario incontro, completamento, innamoramento e anche contaminazione. La mia parlata, la sentite adesso molto milanesizzata perché ho studiato 20 anni a Milano, però ho lavorato molto lì, però devo dire, quando va a dosardo sono ugoresa, lo dobbiamo riconoscere. Il senso dell'appartenenza non può essere dato come un fatto statico, no? Non siamo statuine del museo, siamo soggetti che cambiano, quindi il partire e avere poi l'opportunità di tornare per comprendere anche quanto l'essere cambiati ci porti in una dimensione dialettica è il principio che muove l'arte. Quindi non è staccato dal fatto che io non sia qui a parlare di macroeconomia, anche se chiaramente le industrie creative e culturali di economia ne muovono tanta. Avete letto i report del 2022, nella economia italiana le industrie creative e culturali hanno prodotto il 16%, il 15,8% del complessivo produzione nazionale, hanno prodotto economia, quindi non solo si mangia ma si riesce a far mangiare. Delle dichiarazioni del valore del PIL di ogni settore supera il 300% dell'intero valore Questo del PIL, sempre. ma di gran Però, lunga. Il turismo, la cultura, lo sport. Però come tu sai No, il però valore sommi, dell'industria creativa e culturale, che in Italia vuol dire anche appunto non solo il cinema ma l'audiovisivo, quindi la produzione televisiva, la produzione breve con i tanti supporti oggi molto ordinari e naturalizzati, dei formati brevi anche da consultazione rapida, i videogame, una straordinaria contaminazione di appartenenze musicali con forme performative altamente sperimentali, ma non dimentichiamocelo, l'opera, la performance dal vivo, la ricerca teatrale e coreutica, tutto questo trova oggi un contesto totalmente cambiato e per noi essere in Sardegna ha sempre rappresentato, come in tutte le esperienze diciamo di natura insulare, lo dice benissimo, no? Renzo Piano quando parla dell'esperienza del mare ha sempre rappresentato un consapevole limite. Marcello Fois lo ha anche verbalizzato economicamente, è un investimento partire. È un investimento partire e quindi lo si fa con la coscienza con la quale un tempo si giravano i film in pellicola, non qualunque inquadratura ma un'inquadratura studiata e un montaggio ancora più pensato, non solo il flusso dell'accidentalità. Ma adesso hai ragionato sull'utopia, sulla tua Sardinia Tourism Call to Action. No, quest'utopia. Dovresti raccontarci. 10 anni sono passati, 11 anni, da quando sei approdata in Sardinia Film Commission. Io c'ero quasi, quindi mi ricordo dei tuoi primi passi e dell'entusiasmo anche di questo nuovo approccio. Ecco, cosa è diventata? E vi stavo proprio iniziando a dare questi numeri. Ti ho interrotto, è gentile, mi ha detto ti ho interrotto. No, vi volevo dare proprio questi numeri per dire, dentro un quadro nazionale di grande, in realtà, produzione e di grande crescita esponenziale, la Sardegna ha già in questi 10 anni di attività, che evidentemente non sono l'unica attività di attrazione e produzione audiovisiva e cinematografica, ma sono combinati in un sistema di imprese private e di enti pubblici che cooperano al finanziamento, al sostegno dell'industria cinematografica. Ebbene, quando io sono arrivata abbiamo cominciato ad assistere a 7 progetti, era il 2012, abbiamo avviato i primissimi contatti, c'erano già delle esperienze soprattutto di registi isolani conosciuti ai festival internazionali e capaci anche di portare la bandiera dei Quattro Mori, un po' come la Dinamo, no? Ai confini del mondo, ma sempre come esperienze isolate. Lo scorso anno, intanto la Film Commission si è composta come squadra, è molto articolata, ha aperto diversi segmenti produttivi anche nelle sue competenze e nelle sue relazioni, abbiamo assistito a 152 progetti, di cui il numero 1 uguale ad 1 corrisponde a un potenziale serie come Isola di Pietro, che ricorderete ha fatto 3 stagioni, quindi annualmente le 10 puntate prodotte da Luxvide con Gianni Morandi protagonisti diciamo, con l'epicentro su Carloforte vale per noi un'unità, analogamente al giovane studente del DAMS o dell'Università di Sassari o di Cagliari che fa un cortometraggio di corso finale.
Ma è importante ricordarsi, e su questo vi chiederei un minuto per vedere un brevissimo riepilogo degli ultimi anni di suggestioni, vedere che nel frattempo proprio qui a Olbia abbiamo cominciato con l'accoglienza delle grandi truppe internazionali con l'esperienza di Catch-22 di Clooney, un'esperienza durata in residenza 4 mesi e mezzo di riprese ininterrotte del debutto televisivo alla regia per Paramount TV e Hulu di George Clooney, quell'esperienza che, lo ricorderete, aveva portato la Sardegna, grazie a Clooney che fu investito accidentalmente l'ultimo giorno di riposo anche nelle prime pagine del Guardian per 5 giorni, senza che venisse investito un euro su questa enorme campagna di visibilità, ma al contrario offrendo la garanzia di investimento sull'industria audiovisiva. No, parlo di investimento e proprio per quello. L'ho studiata questa però, Rob, non era casuale. No, le parole contano, come dice Moretti nel cinema. E ti dico, quel tipo di riflessione ha creato un effetto straordinario di consapevolezza sull'affidabilità del sistema produttivo. Se possiamo mandare al volo questa suggestione, ci ritorniamo un attimo, la vediamo e ritorniamo velocemente su cosa ci aspetta. Do argumento a tramada bene mi fui dalla sai su stregini necessiti ne pensai e di andai a ponni space a mari e Gedu siu canna pro tempo ci sia ciuciuai e Gedu siu canna pro tempo fai marietas ma sa mosche su una preto de un mi bico sa borsetta è un vaga rus por bus non stropa mai ciak ken gon kan kane bade di am de adi dundo bade ndoro ten diriri kan 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 kin kan di do e bade do ti am bari baro da ten con cateio pa vicaro tinda tata bambi di coiga e supereto chiamarà si va pausa rizzonedus e manca edus ostionedus uno stidia grana ceda ma vago che setta di mia non fai esagerare già che tu che con campan bari da 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 che bambi di coiga. Mi piace molto farvelo vedere con questo ordine sparso anche delle location delle persone, perché per noi è un motivo d'orgoglio, perché racconta centinaia e centinaia di professionalità che 10 anni fa non c'erano, racconta milioni e milioni di investimento fatto sulla Sardegna e sui professionisti della Sardegna, sui talenti. Voglio dire, avete intravisto Geppi Cucciari nell'arbitro, ma avete anche riconosciuto tutto il cast di Red Notice, che in realtà non ha messo piede in Sardegna, però abbiamo aperto gli 8 alberghi di Calagonone per 3 settimane a novembre, girando tutte le inquadrature d'acqua della action movie che Netflix oggi considera il suo campione di incassi dentro la piattaforma. Siamo in questa fase un po' schizofrenica sui numeri che ci vengono dati, ma ovviamente il grande successo di avvio di un nuovo percorso è stata La Sirenetta, un investimento fatto da Disney importante. Avevamo dei competitor molto grossi, alcuni li avete anche citati nei casi di lavoro con le riflessioni di oggi. Racconti meglio La Sirenetta. La Sirenetta è nata da domanda. Ci teniamo molto perché Maria Elena, infatti, 2 incontri fa ha fatto una domanda specifica proprio sull'impatto della Sirenetta nel turismo, e quindi abbiamo detto quando la Sirenetta, ci sarà... Guarda, la Sirenetta ha creato una situazione molto chiara di necessità di non stare fermi ad aspettare. Siamo passati da una fase di fatalismo, diciamo, necessario dei funzionari magari di un'amministrazione pubblica che non hanno un atteggiamento più aggressivo come lo può avere una persona come me che viene dalla produzione, quindi che deve strappare talenti, progetti, denaro e soprattutto
soprattutto costruire alleanze strategiche. 4 anni e mezzo di lavoro, non dovevano venire in Sardegna, come Clune non doveva venire in Sardegna, proporla come alternativa a regioni che hanno forme di incentivo e di capitalizzazione anche della curiosità dei produttori, magari con contratti esclusivi decennali. Noi non abbiamo questi strumenti ancora. Noi lavoriamo su un piano completamente diverso, che è un livello della competenza produttiva creativa che offriamo come nostro servizio gratuito, con un meccanismo di facilitazione di conoscenza della Sardegna come alternativa location alle più gettonate. I nostri competitor sono Malta, la Croazia, la Puglia ovviamente, con i quali abbiamo però delle alleanze. Quindi il vantaggio di essere persone per bene è che poi ci raccontano chi sta cercando delle location da loro. E siccome con Disney abbiamo chiamato il loro location manager che stava venendo a cercare in realtà in Sardegna delle possibili location per 007, abbiamo spiegato che qui avevamo dato giustamente la priorità tramite insomma la cura e la tutela delle tartarughine marine e degli 8 parchi nazionali, non volevamo inseguimenti in mare. E quindi hanno detto ok, forse allora però se avete per esempio un film come La Sirenetta, visto che sappiamo, noi leggiamo gli strumenti di studio del cinema e sappiamo che lo state mettendo in pista, è uno dei vostri programmi da 10 anni, ci piacerebbe farvi vedere dei possibili luoghi. E lì si tratta di avere quei sufficienti strumenti per chiamare un location manager internazionale ad incontrare i nostri professionisti, fargli vedere le location e spiegargli perché secondo noi qui è meglio che altrove. Uno degli elementi che è stato in realtà l'ago della bilancia, che ha fino all'ultimo rischiato di farci saltare il progetto, è stata la Posidonia, perché Disney ci ha chiesto, come accade nei parchi tematici, ci deve essere tutto perfetto, quindi l'acqua deve essere cristallina, e noi abbiamo detto questo sarebbe falso, perché il mare non è così, il mare è ricco di creature, di elementi di vitalità, anche quelli apparentemente inermi come quelli che erroneamente chiamiamo alghe. Risultato, un dialogo durato più di 2 anni con noi, l'assessorato all'ambiente e il team creativo di Disney, perché li abbiamo abituati a pensare che questa grande loro svolta culturale sulla diversità e l'inclusione dovesse riguardare la biodiversità, perché altrimenti diventava un'operazione di puro capitalismo culturale. Risultato, fino all'ultimo abbiamo dovuto studiare, e guardate che è straordinario capire come quando i centri di ricerca, gli scienziati, gli oceanografi, ma anche i biologi marini sono chiamati a costruire narrazione, diventano davvero potenziali soggetti di biopic sulla loro vita, perché il mondo dei creativi aspetta esattamente quello, di saperne di più, di conoscere meglio. Quindi li abbiamo coinvolti. Come ricorderete, Ariel esce dall'acqua diventando fanciulla e in realtà, come tutti noi, è coperta di tracce di Posidonia, alghe, eccetera, ed è un momento molto importante anche dal punto di vista della coscientizzazione e della rivoluzione che l'aspetta. Questo per dire che questo mestiere non si improvvisa, non basta avere un buon telefonino. Il management Disney è osso duro? È un osso duro perché è più complesso di tanti ministeri, ma fortunatamente per noi è più logico almeno. Beh sì, soprattutto perché la loro capacità di comprendere che il nostro investimento non poteva essere economico, e d'altronde le leggi europee proibiscono ai grandi gruppi di essere finanziati, ma c'era una volontà e una determinazione che, voglio dire, in questo momento storico appartiene a tutte le culture indigene. Negli Stati Uniti avete visto l'ultimo film di Scorsese dedicato ai Native Americans, ma noi siamo Native Europeans, noi siamo cultura indigena, ed è per questo che il tema dell'identità non può essere ipostatizzato in forma museale, ma deve essere continuamente negoziato. La nostra sardità non poteva trasformare Ariel in una ragazzina che esce con una saverdetta o con il costume sardo, ma doveva entrare nella consapevolezza che in una fase di crisi la natura ti dà delle risposte. Questo è incredibilmente organico nella nostra cultura. E questo vi spiega anche perché, per esempio, l'anno prima siamo riusciti a portare in sala e nelle piazze di tutta Italia un film interamente recitato in lingua gallurese come Il muto di Gallura, perché un western assolutamente tradizionale, se volete, con un investimento straordinario su attori che il pubblico aveva amato tramite il Macbeth, che è uno spettacolo conosciuto nel mondo
Il Macbeth in lingua sarda ha vinto tantissimi premi nel mondo, oltre ad aver vinto i principali titoli europei, perché quando la cultura si muove crea talento e crea un investimento di reciprocità che crea economia, che crea desiderio di conoscere il luogo magico da cui tutta questa poesia, magia, canto, tradizione e bellezza è generata. Lo diceva Munari, se vogliamo investire sul futuro dei nostri ragazzi, non possiamo dirgli studia il bello, dobbiamo circondarli di bello, perché le persone che sono circondate di bello pensano bello e diventa un meccanismo di investimento reciproco esponenziale. Questa è la nostra missione, lo facciamo consapevoli che il cinema produce economia, ma produce anche una grande potenziale di inquinamento, di caos comunitario, e quindi il tema dello sviluppo organico anche nella comunità delle competenze è davvero un'alternativa a piani industriali di altra natura. In passato, no, si diceva questo è l'investimento che deve accadere, noi diciamo i ragazzi sono molto più disponibili all'incontro con le culture come quella asiatica, vedono serie in tutte le lingue, non hanno più minimamente la timidezza di avere ambizione. Noi dobbiamo guidare questa ambizione, noi come ente pubblico, in relazione a tutti gli altri soggetti sociali, privati e istituzionali, perché questa ambizione trovi le gambe, e anche assumendoci il rischio di ammettere che magari non tutte le regole sono aggiornate, che bisogna riscriverle, che bisogna ripensare le alleanze, e credo che in questo momento storico ci sia un obbligo delle nostre generazioni di investire non solo sulla formazione ma sulla cura della speranza, perché non possiamo far finta che il mondo dopo la pandemia non sia cambiato e i soggetti più vulnerabili oggi fruiscono senza sufficienti guida, senza sufficienti maestri, un mondo che gli viene raccontato in maniera distopica, molto violenta, molto accelerata, e sta generando dei disagi non solo nella fascia adolescenziale ma nei più piccoli, che avranno un costo altissimo di gestione. Quindi in questo momento le arti non devono solo prendere atto del bisogno di ribilanciarsi, no? La parola resilienza o sostenibilità, che noi ormai rigettiamo, proprio non la nominiamo più, perché il tema della sostenibilità oggi è quella di prendersi cura della comunità. E questo vuol dire, per esempio, cominciare ad investire con maggiore consapevolezza denaro pubblico per il contenuto di chi non ha accesso agli strumenti, siano questi bambini, ragazzi sotto i 18 anni, prendersi cura di mettere in tensione, come si diceva prima, le competenze pedagogiche con quelle ecologiche, e soprattutto osare, e in questo la Sardegna può fare molto, la sperimentazione di modelli economici che danno molto di più del semplice rapporto uscita-entrata. Stamattina c'è stato un momento in cui Joseph ci ha raccontato della Catalogna. La Catalogna ha strumenti anche legislativi diversi rispetto alla Sardinia Film Commission, non sono i 9 milioni che ha dato a Woody Allen, ma ha dei... L'Italia investe, allora intanto il nostro paese ha un investimento di circa 800 milioni di euro all'anno sulla industria audiovisiva, e lo fa con strumenti molto diversi che cambiano con il cambiare anche delle condizioni di mercato. Noi oggi fruiamo moltissimo l'audiovisivo nelle piattaforme, che però sono dei player, dei conglomerati mondiali, quindi anche su questo bisogna ragionare molto quanto il denaro pubblico possa avere delle soglie di accesso, non tanto per limitare la creatività ma per spingere la sperimentazione anche su soggetti e tematiche che non devono dare un guadagno diretto. C'è poi una lungimiranza che sta attraversando tantissimo chi fa arte, e che spero possa pervadere anche chi si impegna nel servizio pubblico della politica, che è quella di condividere la necessità che ci sia una visione di medio-lungo termine. Non si può lavorare solo con dei piani di esecuzione quadriennali o quinquennali. Un adolescente oggi che ha dei disturbi di attenzione, che presenta segni di possibile depressione, è un adulto che andrà curato. Ma se non pensiamo oggi agli strumenti di cura, di tutela, che magari mettono insieme l'incremento esponenziale delle malattie degenerative neurologiche con quelle dell'esigenza di comunità più rispetto,
ristrette, più controllate e un po' parafrasando la riflessione che non si parla solo di turismo quando si parla di sport o viceversa, si parla di tutto e alla fine si arriva a parlare di turismo, la parola turismo ci deve aiutare a capire che in questo meccanismo di viaggio nella comunità e con la comunità la cura di chi arriva e di chi parte, ma anche di chi accoglie e di chi subentra deve essere una cura consapevole, non può essere improvvisata, proprio perché non arriva più chi si vuole solo divertire, chi si vuole solo svagare, arriva chi trova nell'esperienza di cambiamento del quotidiano, il cinema fa di questo tutte le narrazioni, come insegnavano Aristotele e Dante, vuole trovare un senso. E quindi oggi anche il disagio può trovare invece in un racconto che fa scoprire la forza, no? Non solo delle orecchiette fatte a Bari, ma del racconto con la nonna che fa le orecchiette, e come la signora che fa il pane carasau, che ha fatto innamorare Stanley Tucci, fa scoprire un diverso senso dello spazio, del tempo e della esistenza condivisa. Ma bellissimo intervento. Io normalmente interrompo, non come Robert, ma meno, però veramente tante sollecitazioni partendo dall'utopia al sogno, perché poi il cinema dicono, no, che è la fabbrica dei sogni, il turismo di fatto è una fabbrica di sogni, no? E quindi il valore delle relazioni anche, e quindi il turismo è sempre di più la ricerca di relazione, di senso, come ha detto anche stamani Bandinu, e quindi vedere insomma una fabbrica, passami il termine, di quelle pregiate che ci aspettiamo siano sempre più comuni, che sta tanto innovando anche le professioni, sta tanto innovando le traiettorie di senso del turismo, ma anche dell'economia. È una grande speranza. Tu hai detto che è un'utopia, un po' di realtà però a terra l'hai messa in questi 10 anni, te lo dico io. Senti, ma anche Stanley Tucci avete supportato la CNN? Sì, Stanley Tucci l'abbiamo sostenuto soprattutto perché per 3 mesi abbiamo lavorato con il suo team creativo per spiegare che non di soli culurgiones vive la Sardegna e che soprattutto quando loro ci proponevano di cucinare ecco, anche per far capire come lavoriamo, no? Perché poi per esempio Stanley Tucci è arrivato dicendo va benissimo tutto, che abbiamo inserito la Sardegna, capita poi che le persone che lavorano con lui sono persone con le quali alcuni di noi hanno lavorato, quindi il tema della fiducia e della affidabilità è fondamentale perché si parla di investimenti di capitali importanti. Ci hanno fatto delle proposte, devo dire, molto, molto ben studiate, ma secondo noi già dei déjà vu retorici anche molto forti. Linguine Alfredo, con una nota che devo confermarvi. Per esempio Stanley Tucci è voluto venire in Sardegna perché si è innamorato della storia di Luigi Pomata a Carloforte e della famiglia Pomata a Carloforte, quindi lui voleva raccontare Carloforte. Allora ci abbiamo messo un mese per spiegare la differenza tra sardo e tabarchino, tutto il tema complesso e articolato del rapporto delle tonnare, del raiz e di un tipo di relazione con la natura che non era esclusivamente sardo, ma che è stato raccontato, no? Pensate a De Seta in Sicilia, straordinariamente impassato dal cinema. Stanley Tucci è un artista e un intellettuale di una raffinatezza straordinaria. Il team è ostico anche quello. Il team ci diceva fate tutto, proponete tutto, ma lui dorme sempre nello stesso albergo. Allora, sembra una sciocchezza, la Sardegna la vendiamo come la California d'Europa, però la verità è che abbiamo dovuto primariamente negoziare, prima dei contenuti, la possibilità di far ricambiare almeno 3 alberghi. Quella è stata la mia. Io ho detto guardate, dite a Stanley che può venire quando vuole, ma deve cambiare 3 alberghi. E se serve li paghiamo noi, non hanno bisogno, la CNN non ha bisogno dei nostri pochi soldi. Risultato, non solo ha cambiato 3 alberghi, ma è riuscito ad accettare tutte le nostre note, per esempio legate al fatto che immaginatevi un amurese che si sente dire il pane carasau lo facciamo ad Alghero, ho avuto la dermatite per settimane. Siamo riusciti a trovare delle imprenditrici che per ragioni contestuali si erano trasferite in un'altra zona e quindi abbiamo costruito le loro narrazioni finalizzandole alla estensione del progetto che aveva invece un'esigenza produttiva di altissima qualità narrativa. Questo lo dico perché tutti i cooking show, le esperienze che sembrano, a me fa molto sorridere perché
Io vivevo a Los Angeles e non c'era quasi niente di Sardegna, non nel mondo, ma neanche in Italia. Adesso l'altro giorno abbiamo visto Alessandro Borghese che fa questo. E dico, sì, guarda, sai, è anni che lavoriamo. Dice, come anni? Sono andati via dopo 2 giorni. Le produzioni sembrano brevi e tu sai quanto tempo richiedono le composizioni testuali, le relazioni. Ma l'aspetto più straordinario è che noi stiamo normalizzando tutto questo. E questo è un ottimo risultato. E CNN è più avanti? Ma guarda, CNN più che altro raggiunge un pubblico che fino ad ora non avevamo raggiunto, ma vi abbiamo provocatoriamente messo un caso che è stato un complesso caso per noi, che è la serie di History Channel, Aliens, no? Che costa, mio marito è newyorkese, mi prenderà in giro per tutta la vita dicendo sei riuscita a far dire what if the aliens were Sardinians, che vuol dire e se gli alieni fossero sardi, che per una sarda è un ribaltone. E io dicevo sì, però noi abbiamo tracciato l'incremento a barumini dei flussi di turisti americani che avevano visto la serie, e nei 3 mesi successivi dalla messa in onda, che ha avuto in prime time per la prima emissione oltre 16 milioni di spettatori negli Stati Uniti, noi abbiamo avuto il 16% di incremento di visitatori americani da 0 a più 16. L'altro fattore, Gianni Morandi all'isola di San Pietro, durante le riprese i ristoratori e gli albergatori tracciavano gli ingressi, li comparavamo, quindi con dati loro, io mi fido di questo, hanno avuto un incremento del 54%. Questi numeri non sono utili solo per noi perché ci dicono che il pubblico seguirà quel personaggio, quella serie, ma sono utili perché poi portano molti più sindaci, aggregatori come gli enti locali, imprenditori, Camera di Commercio, eccetera, a fare investimenti. A credere nell'investimento. Io direi che ci hai dato veramente... No, non parliamo ancora di animazione, perché anche quello è tutto un universo. Sì, no, volevo dire dei una cosa, giochi. sì, lo so che è finito, vai in via, tanto voglio dire, siamo ultimi, no? Sì, vabbè, abbiamo Nevina, e che la lasciamo stare scappare 6 giorni. No, dicevo Deve soltanto tornare a una cosa. Cagliari. è un corto questo, non è ma dico una serie soltanto TV. una cosa e poi basta. È andato anche in Costa d'Amalfi, Stanley Tucci. Poi ho visto, perché CNN è una televisione via cavo e per cui traccia l'abbonato, non Auditel, traccia... Ah sì, però voglio dire, conta tutto. E abbiamo visto chi era il pubblico della trasmissione della costiera amalfitana. Io mi immaginavo che fossero la mia età, il 50enne. Erano tutti 20enni. Anche perché CNN, Anche per forse esempio, anche la Sardegna. CNN ha fatto moltissimo l'investimento sull'utilizzo del formato sincopato, delle sintesi, quindi diciamo ormai Linguaggio moderno, fortunatamente si lavora su tutte le piattaforme. Devo dirvi, uno dei più importanti strumenti di promozione della Sirenetta è stato TikTok, perché quando noi abbiamo proposto loro di fare volevamo fare un po' l'effetto mamma mia, diciamo, sveliamo tutte le carte. Volevamo che venissero tutti qua, questi 80 giornalisti potenti nel mondo, gli opinion maker, e che facessero il giorno dopo la prima una grande recensione. Ci ha guardato Daniel Frigo, che è l'amministratore, il presidente di Disney Italia, ma guarda Nevina, you're out of your mind. Mi ha detto no, non funziona più così, noi non mettiamo neanche più i cartelloni. Dico va bene, cosa ci proponete? 9 influencer. Li portate voi, noi per regolamento Disney non possono essere pagati, se voi volete dico vabbè li portiamo, noi abbiamo creato un ombrello, un ventaglio tra l'aeroporto di Olbia e l'aeroporto di Alghero, le location sono Aientu e Castelsardo come location primarie, gli facciamo fare un bel giro di Sardegna. Arrivano e io li accolgo con le cape Disney e dico ma mi avete portato una squadra scout, ragazzini, 19enni, 20enni. Abbiamo mosso in 3 giorni 220 stories originali con un flusso di visione di 16 milioni di ingaggi. 16 milioni. Noi abbiamo fatto una rapida lettura dei nostri precedenti dati, non avevamo neanche minimamente sognato un livello di ingaggio di questo tipo, con una autenticità del racconto che veniva anche dal fatto che questi giovani professionisti molte volte sono professionisti di 19 anni, uno in particolare che però lavora da 10 anni e racconta da 10 anni, da bambino, le vacanze con il papà. Allora, il tema del turismo non è più un ragionamento della settimana di ferie, un po' come faceva la nostra generazione quando ce l'hai, ma è diventato un racconto esperienziale del quotidiano dove
Anche la banalità del vivere magari a Seregno può essere raccontata come un'esperienza turistica aliena in quel caso, perché il rapporto nella narrazione tra l'aspetto del visivo e l'identificazione del fil rouge narrativo è straordinaria. Vi dico anche di più. L'aspetto che ci ha più convinto di lavorare su queste fasce poco protette, no, dell'infanzia e dell'adolescenza, è che vedendo questi ragazzi che sono degli straordinari professionisti, straordinari, di una correttezza, anche con un moral compass molto allineato, con una motivazione, una consapevolezza etica del loro potere, ci ha convinto che gli era stato tolto un importante tema, che era quello del gioco libero, non performativo. Raccontare la tua esistenza sempre in una performance davanti alla cinepresa vuol dire che tu stai sempre costruendo una narrazione pensata per chi la guarda. E lì ci siamo posti fortemente il problema di come lavorare con una diversa responsabilità sulla formazione. E siamo andati in Corea perché abbiamo scoperto che in Corea, per esempio, le accademie delle arti insegnano a diventare degli influencer consapevoli. E pensateci, cosa si insegna? Si insegna secondo voi tecnica dell'inquadratura, piani sequenza? No, si insegna filosofia, si insegna meditazione, si insegna storia della musica, dell'ascolto, perché si deve andare a recuperare tutto ciò che faceva parte di quello che i nostri amati latini chiamavano l'ozium, e cioè di un tempo di crescita che non è di prodotto. Mamma mia, che era in altri tempi. Questa è una chiusura bellissima. Che chiusura? Oh, mamma mia. No, Robert. No, Robert. Scusa, dobbiamo chiudere perché c'è la diretta deve andare via. Ringraziamo Nevina. Grazie a voi, scusatemi per... No, ma Nevina, è stato un piacere. Guarda, è stata una giornata bellissima, perché iniziando con Bacchiuso Bandino, passando a Marcello Fois e poi arrivando a te, credo che abbiamo veramente dato degli stimoli. Credo che questa forse è la puntata più importante che abbiamo fatto nella storia di Sardinia Call to Action. Ringrazio tutti, di nuovo Nevina Satta, Gianluigi Tiddia, Robert Piattelli, Gianfranco Fancello. Insomma, non sto a nominarvi tutti, ma ci siete tutti e ci siamo vicini. Ci vediamo il 29 novembre alla stessa ora, masterclass al mattino 10:30 e poi al pomeriggio 16:30 ancora in webinar. Grazie a tutti e buona serata.